silêncio juramos amor. Quando em silêncio me deste um abraço, nos despedimos morrendo de amor. As estrelas, o sol e a lua testemunha que foi tão fiel. Hoje volto, te encontro casada. Ai, que sorte infeliz e cruel. Estou casada, seguir-te não posso, porque assim exige a lei. Quero ser sincera, meu esposo, mas em silêncio por ti chorarei. Ao estares nos braços de outro, o remorso a te apertar. Peço a Deus que te mate dormindo, pois não és minha, nem de outro será. Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão, e aprende desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado enfim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim: churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Saí da minha querência e me soltei pelos pagos, e hoje eu tenho uma prenda para me fazer afago. E quando vier um piazinho para enfeitar nosso ninho, mais alegria vou ter. Se ele me perguntar do que se deve gostar, como meu pai vou dizer:
churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Espetáculo, sim. Eita lá, buonasera a tutti quanti. No altri siamo di arrivare col nostro filo italiano. E stasera si deve vedere che è tutto quanto differente, perché stasera è una sera tornata a una comunità dell'interior de Casca. Serra Gaúcha, Planalto, è mais o meno lì in volta, no? È Rio Grande do Sul, ciò. Mi sono Edgar Locatelli Marosti, che è un piacere, un'allegrezza, da arrivare qua e anche arrivare a casa vostra. Vi domando con tutta la umiltà del mondo, non so se sono degno, ma voi venire dentro a casa vostra, tel celular, ecco, tel telefonino, tel computer, o se no tel computador, tel notebook e tel televisione. Noi siamo di passare adesso tel Facebook e anche tel YouTube. Due personasse qua da me banda, guarda, che ne nanti due che viene banda di qua, stasera spacchemo fuori tutto. Che avevi visto due de peso lì con due gaite, i fratelli Sadinello, dopo va là a dargli buonasera a loro. Ecco, noi siamo nella comunità di Sant'Antoni, quanti Sant'Antoni che ne coinvolta, sì, una striscia, qua che è una briga Sant'Antonio qua del 30, Sant'Antonio da 15, da 16 e da 15, ma dopo spieghiamo meglio la storia lì del 30 e tal. Ma infatti noi altri siamo della lingua italiana, la lingua che abbiamo eredità dei nostri nonni, dei migranti, dei discendenti del papà e della mamma, quella che abbiamo imparato intanto se ci a piccare su paetete della mamma, la prima piandesta è stata fatta in italiano, proprio così, ecco. Allora abbiamo de intaccarli dopo? Sì, dopo li intacchiamo, intacchei i microfoni, Valti, là che dopo mi vedrò buonasera anche a Valti, Allora avremo che stasera qua al 30, comunità Sant'Antoni, dove che abbiamo anche il museo di Luigi Pinzetta, casa dell'immigrante. Dopo che stiamo fuori non ti preoccupare, qua la vedo complicata, certo che il mestiere qua. Dammi qua, così, dai a José che lui è il nostro tecnico e il cata fuori la maniera di intaccarli. Queste cose moderne che mestieri lì? Ah sì, per l'amor di Dio. Bene, allora abbiamo una vista aerea di questa comunità, che è una comunità esempio, mica una delle più belle comunità che abbiamo dell'interior, se anche che gli ultimi anni qua la gente le si importa con la comunità, con la chiesa, col cimitero, con la cappella, col salone, delle feste, tintontan, no? Abbiamo omenaio al frate Salvador che lui è di qua, cosa bellissima, sopra la religiosità. Noi altri siamo qua nella casa dell'immigrante, somiglia una bodega qua dentro, vero? Una bodega antica, guarda che i balconi qua, guarda la pesa, la balanza, guarda la macchina registradora e la carta dove si intorcea sulle cose che si comprava, guarda ciò, guarda spago là in cima, guarda si deve vedere tutti i tanti lì. Ecco, abbiamo agenda di eventi nostri, abbiamo invitati speciali, che qua dopo parlo chi quiser, un viaggio nel tempo mostrando il museo, tutto questo vate di vedere stasera. Cosa succede? Mi so che c'è gente del Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Spirito Santo, che c'è gente da Italia, del Mato Grosso, c'è gente per tutti i cantoni, a colpi di più di 100 città che assiste a nostra live, il nostro filo italiano. E abbiamo una platea grandissima qua. Abbiamo anche tanta gente che è qua, che dopo abbiamo la cena, abbiamo il vino, abbiamo di passarsi, abbiamo di sciacolare solo i commentari di come è andato il nostro filo italiano. Un viaggio nel tempo mostrando tutto questo, a presentazione. Anche ancora andiamo a vedere la cantata della Stella. Oppa, ma cosa è la sta cantata? Poi loro va a spiegare che cantata è questa, perché è la tradizione, un costume, una crenza di anni, mi è vero?
che questa gente fa quate questa comunità, passando in telecase, gente, ecco, là intorno del Natale, ecco, dopo del Natale. Tante frottole storie, anche ridemo, cantemo, bevemo, mangiamo, se appassemo qua tutti quanti insieme col nostro filo italiano, in nome di Adilnet, provedore di accesso a internet in tecnologia fibra ottica, la Migi Plus, che è una impresa che fa ração per tutte quante le bestie belle e sane, che è qua de casca, H2O Poços Artesianos, che è de Garibaldi. Adesso sti giorni qua mi viene tanto una mente far posti perché piove l'acqua venendo nasce in cantina, sì o no? Non che c'è cantina di italiani che non nasce acqua, allora si pensa mia tanto, ma di mano dopo viene a mente, sì, allora metti do là per pensarti quando manca acqua, H2O Poços Artesianos. Abbiamo Salumeria Tebaldi anche qua de casca, questa impresa qua, l'Orise na fabbrica de far salami, ma pensa a salami o socoi buoni, ah sì o no? I meglio supermercati, shopping, mestieramento cosita che vende prodotti da mangiare, prodotti alimentizi, che è Salumeria Tebaldi. Abbiamo alimenti, la sono parcangati e pesci di altissima qualità e alta conversione qua nella banda, se del Paraí. Abbiamo la Miriam Alimentos, che dà prodotti per non sorteare, poi sortiamo mia perché da mia tempo, condimentos e della Avanti. Abbiamo la Cooperlate, una comprativa di Serafina Correa, Aquafest, e de Guaporé, pena della banda di Serafina, prodotti di igiene e limpeza, vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe! Ah, quello non possiamo smentegarsi. Abastecedora Casquense Posto do Décio, credo che qua dentro 99% abastece lá de Décio, com struconato all'Oriverto fino alle 11 tutte le sere, com a loja de conveniência e il posto Gabutavia Chave. Allora se 24 ore al dì, Solar Power, energia solar, i nostri italiani e sparagnoni, tanto che adesso assa il sol laurar per loro, il sol porta energia dentro de casa. Di máquinas e Algor, juntos para sermos mais fortes, é na empresa que fa tutto quel che va picar su per i trattori, come motosserre, roçadeire, de lá avanti, ecco, geratori di energia, é na empresa qua de Nova Prata 3242 1333. Gavemo la Vital Mag aparelhos terapêuticos 91315571 e gavemo anche altri patrocinadori Viveiro Somacal de Farroupilha. Dessas épocas piantar mude de frutari, narançere, bergamotere, vigne, pineti. Adesso vende anche ciò pini araucaria che in 6 anni fa bocce. Tutti vuol comprare adesso, nessuno vuole aspettare 20-30 anni, no? Adesso in 6 anni l'ora fa, l'ora ascolta bene, 3261-5857, quando mi parlo senza il codice, è perché qua l'è 54, giusto? Allora abbiamo anche Viveiro Pitol, che Isè qua di Antagorda vende nogare, quei che pianta nogare fa il consorzio e sotto delle nogare mette erba mate, piantazione rastera, ovinocultura, bovinocultura, mette bestie, fa il tal de consorzio, 519 9807 4352 Viveiros Pitol. Questi qua allora vende sol mude de nogare. Ma abbiamo i patrocinadori di qua, mi è vero Beto? É vero, abbiamo la Prefeitura Municipal de Casca apoiando a cultura, Museu Luigi Pinzetta, que nós temos qua, que se vai tornar um ponto de cultura e turismo, que tanta gente viene de fora. Ancora abbiamo ricevuto qua Claudio Mircatani de Canoas, lui e la Soparona vem si farmi una visita qua, un struconasso a loro, tanto simpaticissimi, mi ga regalà, che piace gran tanto il nostro italiano. Abbiamo loro i pel mesas estensivas, linea pratica proprio, ti tiri le lunghe che sta anche quasi 20 persone, si muccia su, va là un cantonetto, anche alle banche, è una impresa qua del 30, e Isè Pinzetta, no per niente, ma è ebraia. E furbi, sabe far bem fato, dura na eternidade, escolhe il tipo de madeira desde imbuia, cerejeira e de lá avanti, www.ipelmesas.com.br. Gavemos Supremo Empreendimento de Morenão, é sua turma, sua sorte, sua equipe, loteamenti com tutta quanta infraestrutura Isequancalu, che dopo andremo a beber un vinotto e mangiare insieme. Morenão, nostro parceiro, nostro fratello, lui è de Serafina, de Star, ma lei è de qua del 30. Ecco, Supremo Empreendimenti, loteamento in tutta a região. A Mecal mais de Amélio Pinzetta, de tutta a sua família, de Cláudio Loris, de assistir-me. Credo que lá tem Maranhão com um fredo lá que de morrer. Será? Allora, Claudio, Amélio, un struconasso a altri là, ferramentas, ferragem, manutenção industrial, doméstica, material de construção, tutto quel che ti occorre, se de Casca e Serafina, a Mecal, che è parceiraça nostra, assisamo empreendimentos. Tu conosci?
Sì. Sì, ecco, sei una persona speciale, Edgar De Santi, un grande amico nostro. Lui lavora com construção, incorporação, loteamento, agenciamento de imóveis, tudo quel che occorre, terra, lote, anche siti. Parla com Edgar De Santi, 3273-1432, Sisamo Empreendimentos. Va bem? Credo che gosto di integrare nessuno, se no qualche nasciante viene a mente. Sì o no? Ecco, allora posso darvi buonasera, Valtteri? Buonasera, Vital Troian. No, è Vital Pinzetta Troian. Quella è il tuo microfono. Sì. Buonasera, bene Sì, ti. buonasera a tutti. Buonasera, a camera tua no a 8 del Brutin. Che altra della banda là? Dai buonasera gente là. Buonasera a tutti. Ecco, buonasera! Buonasera. Beto, ciappa il microfono lì, buonasera! Buonasera. Dai buonasera turma là. Buonasera turma, mia camera che numero è? Camera tua è No, mia camera. a diritto camera la vara a 12 a tua. 12. E lo intacca lì, José, tutto a posto, no? Lo metto, no? Metto mi intacca, Beto, come che funziona qua? Cioè, ma amico mi imparare come che fa funzionare che mestiere qua? Cioè, ma tu sì, siamo persi qua, siamo gli ultimi anni. Che ha dato un problema del culetto del microfono. Adesso sì. Adesso sì. Adesso sì? Adesso sì. Vai, buonasera. Camera 12, buonasera a tutti. Buonasera! Capio tutto. Capiu tutto, José è il nostro tecnico. José Luzza. gente è tutto colpa sua. Noi siamo bauchi se è colpa sua. È mais o meno così. Allora, Alberto Luis Pinzetta, questo qua, nostro dentista, nostro parceiro, che è di qua, e Vital Pinzetta Troian, che è una personassa speciale lì, va i nostri invitati di stasera, vero? Che abbiamo convidato 50, ma vengono solo altri due. Ancora ben che altri due si venesti, mi è vero? Vero. Va bene, faremo una bella serata, faremo un bel piloti di volo. Ecco, così. Posso chiamare dentro che altri due, chi si banda di qua? Quelli che si costumai? Ormai siamo Vieni, Brutin, vieni, qua in pianetto. Ciao, Tusi. Ciao, stasera seri. Noi siamo seri, quando che le peste seri siamo seri. Buonasera. Buonasera. Questo qua è Brutin, sempre più brutto, questo qua è Marigno, sempre compagno. E siamo Dio mantenersi. Dio mantenersi. Mantenersi bene. Ora Marostica qua siamo arrivati con la statua del frate, Frei Salvador Pinzetta. In lei che si è scritto. Frei Salvador Pinzetta, che è nato di questa terra qua. Opa. E allora noi che facciamo un omaggio stasera. Sì, diversi omenaggi. Faremo pulito perché religiosità è una cosa che nella nostra cultura fa parte della nostra gente. Abbiamo imparato con i nostri papà, con i nostri nonni, con i migranti, vero? E abbiamo sempre rento a famiglia qualche dunque se torna prete, non anche che a grande maggioranza siamo ancora da religione cattolica. Ecco, proprio Giusto. così. Giusto. Allora così, è nato il giorno 27 del 7 del 1911, è morto il 5 del 1972, 61 anni di vita. Sì. Sì. E allora ragazzi, così qua, so o che so diante di Dio. Ecco ben cosita. Frei Salvador intercedei per mia famiglia. Frei Salvador che credo che sia qua con noi stasera. Mi vuoi fare un piccolo commentario le parole che il gadita il Frei Salvador. Sì, allora si può parlare. Famiglia. Sì, a famiglia. È la cosa più importante della famiglia. Non che sei. Mi dimando a altri, è lo poco bello per una famiglia, per una donna, per fioi, per una famiglia unita, per una famiglia che si vuole bene. Noi altri qua stasera mi pare di vedere una famiglia. Una famiglia, proprio una vero, famiglia. sicuramente. Guarda, tutti qua ben, tipo prestativi, che ha caro di ascoltare le nostre storie. È una famiglia, Sì. E un'altra, so che so, Diante di di Dio. Dio. Diante di Dio, no, diante di voler essere marostica se mi sono marigno. Lui te lo inganni mia al Dio che tu capio. Mi anche capio Marinho per concludere. Sì. So che so diante di Dio perché te sei sempre davanti di Dio. Principalmente un frate, un prete.
No, non ti scondi niente. Siete sicuri, Sempre quel che ti vai fare, sempre te te sai che sarai. Dio si deve vedere. Ecco, È vero, ben così. Se ti sei rugno, sempre ti sarai rugno. Se sei una persona buona, sempre ti sarai una persona buona. E non è a colpi quando che muore uno, allora gente buona. Se lei era rugno, tocca dire, era una persona rugna. Certo sarebbe. Ma nessuno chi dice- che ha coraggio? No. Come quel di che volta, no? Che non era il morto là, il prete sapeva mica che lei era un uomo buono, era un Sì. uomo partecipante, dava esempio, la vecchia toccare il fiore dei fiori. Va bene se è letto un pupà quella morto là. Era disconfiato. Ciao Brutin! Ciao, ma allora la mia camera... A tua sei ancora 8, Josiela. Ma come che mi fonda là da rente adesso? No, allora non corre tindare. Qua, di qua. Dai, ma mi va più da rente. Vai. Una buonasera a tutti qui che si devono guardare la live qui che si devono ascoltare sulla radio e una buonasera a tutti qui che si qua in cui è un piacere grande ritornare qua dalla linea 30 Pinzetta, giocare a bola tanto tempo e catana muccia di amici qua. E allora a tutti che si devono guardare là, che volti che aveva il cellulare lì, sponcè là e comparti lì per portare avanti il italiano. E un strucconato a tutti e un oi stasera. Oi! Marino. Oi! Ma no, 8. La mia è la che ha A fatto. 13. Tredici. C'ha 4. 13, sono strucconato. Devo 13. Neanche a 13, sei a 4 tua. A 4? a 4. Perché a 13 anche fammi un favore. Sì. A 4. Ora un strucconato a tutti. Eh. Che bellezza vedere tutta la gente qua. Stasera abbiamo una platea fantastica. No, mica contai per solo 2000 persone se qua io assistiamo in altri. Loro a fare il Va la risultato. binfo, oh, fatti la binfo! Guarda che nega camera là, guarda Camera, mi vedo camera ben piccinina, tanto distante che sei. Ma dai, ma crescesto? Ma non è che è perché lei è Vede solo distante. la testa di camera. Sì, sì, avanti. perché lei è distante. Vio, mi pe- Ademar Camera. Ademar. Marca. Radialista, umorista, cantor, compositor. Gente buona, Mara. E gente buona. Giro dei nostri Abbiamo qui, mai qua, rodato insieme. il nostro programma italiano, la musica del suo gruppo là. Si capisce le barà. 5 amici e le campanelle tutte domeniche. Guarda qua, E ancora che ha coraggio di dire la sei inedita. Ma Rostica, mi pensai che era gente, mais o meno tutti gente bella qua. Sì. Ma pensai che Beto era un dei più brutti. Ah, sì? Che ne mi avitai che il più brutto è Beto. Frottole, ascolta bene. Vai, 2 frottolette. Una, Stasera una, da dai. me può contare frottole sporche. Dai, allora mi conto una per cominciare, per Beto prima che mi offendesse la fuori setto. Ma e fa mi ha parte. ciappato il piede. Ma fa parte, fa E parte. allora mi Dio mio, quanto, vediamo. quanto che Beto era piccinino. Ma fa tempo. Fa tempo, fa 70-75 anni. poi. E E allora allora? te sai che una volta tu sai a giocare, ti un vicino a giocare con tu sai, Sì, perché non beh, era fa niente in volta, un'idea che aveva 7-8 anni, 10. Allora è andato te suo vicino, te suo amico che era Luis Pinzetta, vuol dire che è qua Luis. Deve poi confermare. Gigetto, vai là. Gigetto. Ma Luis Pinzetta che ne è 400. Ma Gigetto, allora, questo 300 morti e Le 100 anche vivi. Peppi Orso. Vai. Si gioca a bola insieme. Allora Beto è andato con i capelli lunghi, adesso piccinino non aveva i capelli lunghi. Sempre io E capello. è sì. andato là, cioè, delle 2 fine da casa scuro quasi. Cioè. E là ha giocato con i caretti, ha giocato con tutto. Arriva a casa tutto muoio, una giornata fredda come in cui. Cioè. Sì, cioè, Tutto muoio, Sudan. che sudà. No? Muoio, arriva a casa la mamma che ha detto, ma Beto, che ha fatto che? Ah, avevo giocata, ma che avevo giocato di che? Abbiamo giocato che era del can. Can. Ma come dice giocare del can se si smuoia? Mia no? Sì. Ma mamma mia era il palanco. Beto! Ma mia figlia, guarda qua, e lei- cioè, vai a dormire, Sta via da che domani stasera. allora la sua madre che ha detto, stasera ti fa un purgante perché ti ciappi su una grippe che tutto muoio. Guarda, Tre mesi, Ciccio, freddo. sì. Ha fatto il purgante capricciato, ha detto, avanti a dormire, bevi un cucciaro pieno. Che il cucciaro che mi ha là, insieme al secciaro là, pieno. Sì, sì. Ciò lo è andato a dormire che mi ha bevesto. L'acto purga. La mattina leva il suo che ha detto, Beto, gatto, bevesto, e il cucciaro de purgante pieno. Mamma, dico mia catà. Ma è l'ora, gatto, beve non spiro nada.
Io bevevo il piron. Fa parte. Ma ascolta bene, neanche alguna c'è. Dai. Che a magari contata le sta catando in coi. Vedi tu che della sua famiglia, che era il nonno che era una persona buona. Sì. E lei era commerciante. Commerciante, lui era una persona buona, ma quando che beveva un trago, guai Dio sopra la vecchia. Allora lui, la nonna, allora che diceva sulla nonna perché lei era questo. Colpa la nonna. perché lei era- Sbagliato. Gli veniva sua rabbia allora, veniva Sì, sua già. rabbia. E già finito a bodega che il di là le mi è andato bene, mi è vendesto bene, è andato a colpa casa tipo niente. medo cattivo e do che te do e bevi che te bevi, è andato do e l'è andato là a impiare il fuoco. Già era un di come in cui freddo. Cioè. E allora che impiare il fuoco e su legna che era il rampin, no? E lui era commerciante e che aveva sempre il costume di mettere il lapis tareccia, tareccia. e lapis tareccia. E allora ragazzi cominciai a lavorare tintontan e bevi do cacciasse fuoco che l'arde rento testissoni E con smisia rampin su, pa' e te. batte insieme che dice perché ti vecchia te sei una bergamasca perché signor benedetto no che ci vede sta brutta razza e batte insieme del fuoco e smisce col passotto così vai, e vai con su sto rampin e cacciata, su su cacciasse e là la cacciata. vecchia viene in cucina che non muove un pel di paura cioè, e lo smissa te bronze batte insieme è cattivo e le donne le sa che si accalma dopo, no? Allora assa che il brontole e vai e tira una santa come che te si e poi la finisco stasera e pianta costuma a mettere il lapis tareccia pianta via il rampin rosso ciotare porco Dio neghetto cucina una grana porta brusa la reccia con rampin Se poi la reggia del Mamma Rostica adesso guai Dio se qualche dunque parlasse che avesse brusato reccia dopo il resto Ma Rostica, se l'anno che viene veniamo di volta qua a fare la live, che mi credo che sì. sì veniamo L'anno che viene despedivi in coi de Brutin che vieni via. perché allora? Perché Calma, voglio bene come che ti parli. Ecco. calma, casa che peniso. Eh. Perché qua hai l'abito di mercadorie che ha più di 75 anni viene e qua e la resta tiene qua. qua del museo. Del museo? E Brutin che la 74 l'anno che viene. Rita non può mia venire. despedita. E voleva Se noi neanche che te venire qua. neanche venire voleva venire qua. Beccia pai, o Brutin. È stato bello, Allora dica che stariano tanti anche con me qua di che. Le sta bello mettere fuori quella del 74 anni. In cui lite che spaià per tutto. Va bene. Adesso posso domandarvi licenza che non ti sì, dopo vadi mi bene. facciamo ancora Sì, poi. veniamo, e veniamo. devi aiutare a Celso A far da mangiare. far da mangiare E gli Renault anche la via. anche a Morenò Morenò, porteghi a cacciare a loro No, anche Arlinda la Mi donna tocca- di Betto che devo fare chi succo mi tocca dal mito la cacciata che sta Le porte un pochettino di Via. acqua. Devo mia portargene, devo torgene. Ah, Torghen, va la bene. cacciata la porto mi poi porta Marino arriva mia la via. Ecco, va bene. Ascolta, gavemo di adesso far andare, perché sennò 2 ore di live vediamo neanche. Il nostro primo depoimento del nostro sindaco qua di Casca, Ari Cauvila, vero? Ari Domingos Cauvila. Proprio. Lui è figlio di Teresinha Tumelero e Amélio Cauvila, formado em Geografia e Direito, foi vice-prefeito, secretário de obras, secretário de administração, chefe de gabinete, vero? E allora lui viene dar il depoimento sobre la comunità del 30. Ve l'ora vi invito, altri 2 e a tutti che sei qua e altri casa per assistere, vediamo le parole del nostro sindaco. Vai là. Buonanotte Rostica, buonanotte a tutti del Filo Italiano. Aqui quem fala é Ari Cauvila, prefeito de Casca. Hoje vamos conversar sobre a Capela Santo Antônio do 30, onde temos trabalho muito grande a ser feito juntamente com a família Pinzeta e a comunidade para o venerável Frei Salvador Pinzeta. O local é um local extremamente bonito, com um trabalho muito grande já feito pela comunidade, no sentido de valorizar a colonização italiana no local, mas o objetivo agora é trabalharmos com a questão do venerável Frei Salvador, que está tramitando lá no Vaticano a sua canonização. O Frei Salvador fez um trabalho extremamente importante no aspecto religioso, fez um trabalho lá na comunidade
na cidade de Flores da Cunha, onde teve sua vida religiosa, mas antes de ir para lá, teve um trabalho na sua família, na sua comunidade, extremamente importante, e hoje a gente vê este trabalho sendo feito lá no Vaticano no sentido da canonização. Estamos, juntamente com a família e a comunidade, preparando um local para que sua veneração, no local onde ele nasceu, com um trabalho de infraestrutura já sendo preparado para que as pessoas possam se dirigir ao local, fazer suas orações e a sua veneração ao Frei Salvador. A administração municipal tem feito esse trabalho com muito afinco, pois é um dos objetivos este aspecto religioso que se traz com muita força, mas para que no futuro a gente possa também ter um afluxo de pessoas bastante grande e que a gente possa oferecer as condições mínimas que o pessoal precisa. A comunidade já se mobilizou, já fez um trabalho muito bonito na decoração lá ao redor da comunidade, com o Museu Luiz de Pinzeta, um acervo cultural bastante grande lá. E na região de Evangelista temos todo um trabalho também voltado ao turismo. O município também está trabalhando para oferecer a infraestrutura para que o turismo possa ser desenvolvido no nosso município, nos aspectos culturais, religiosos e gastronômicos principalmente. Então, o convite a todos que participem de todas as atividades culturais e turísticas que o município oferece, em especial a comunidade de Evangelista e também a comunidade do 30 Capela Santo Antônio. Grande abraço a todos e continue nos visitando. Bravissimo, bravo Ari, grazie a te, grazie a tutti. Il giorno 28, al mercoledì, mi sarò insieme con la meglio età di Casca. Faremo un bel programma insieme. E sciacole, frottole, ridere, scherzare, cultural, un pochettino di tutto con la terza età qua di Casca il giorno 28. Va bene? Ascolta. Adesso che siamo di parlare del 30, Vital, mica varia caro e anche a quelli di casa, sapere perché chi che chiama il 30? Il 30 è una cappella più vecchia della regione qua. Ah, sì, Era per essere a parrocchia qua il 30. E era mia vaca una volta. Il traçado, perché il giorno che chiama di 30, il Brutin dice linea 30. No, esiste mia linea 30 Brutin. Il traçado, il gas cominciato di là, di Guaporé, da linea Colombo, e va a linea 24, di Rio Carreiro a Rio Guaporé. Cada 2 chilometri forma una linea e col nome. Quando noi siamo a linea 16, Vespasiano Corea. A linha 15, Le Tinotto da Rosa. A linha 17, Protásio Alves, e assim segue. Opa! Sim. E No? ele é dividido em tudo em lote de 25 hectares. Aquele traçado com aquele estado Vespasiano Corea, que vai cuidar aquele traçado com a Maridá, com a Serafina Corea. Lui che era intendente. Intendente. Allora il pessoal che era mia vaca, a capella era qua il 30. Allora gli diceva, demo onde? Demo il 30, perché il lote di terra era il numero 30. Ma no perché è a linea. Linea 16, linea 16. 16. Qua siamo a 16, lote 30. Allora, comunità Santo Antonio al 30. Del 30. Del 30. Ma no della linea 30. No, mia linea 30. Da linea 16. A più grande è 25, com'è che può essere 30? E dice i pinzetta, perché allora che era tanti pinzetta di star qua, È stato i primi, il catechista era, che chiama, proprio il nome di Gesù di Mantovani, perché il bisnonno era di Mantova, è solo lui qua di Mantova.
chi che vendesse lá a sede para meter a loja era vecchia cremonesa, ma era Ghisoni. Per quello che chiama come era da Italia e che il nome era qui Qua, che era pochi. sì, ecco. Vabbè, va che speciale questo qua. Bravo, Vital, sì, bravo. Che abbiamo tante informazioni degli altri qua per passare a gente che si casa, che abbiamo Capelletto, che abbiamo diversi intervistai. E Beto, ho voluto fargli un ringraziamento a qualche Ma prima la domanda volevo- ti fa così, perché qua allora che abbiamo la comunità Sant'Antonio, che abbiamo la casa dell'immigrante, che abbiamo il museo. Tutto questo qua si è tornato un punto di cultura e turismo. Si deve a chi questo? Alla unione delle persone, Beto. Sì, e abbiamo anche un bel campetto di football, abbiamo una bodega, abbiamo una cancia di bocce, abbiamo una televisione grande per vedere i giochi. Qui che ha fatto tutto, quasi sta tutta la comunità. E mi dicono qui a Catania che domandano come che avevi fatto un bel posto di questi qua? Dico vai là in fondo. Loro è andato a vedere là tutto Sì. che avevamo. Perché qua mia sta solo i Mantuani, neanche solo i Bordignoni, neanche nessuno. Tutto che si viene fuori qua è opera e lavoro di tutti. Un pochettino di più, un pochettino di meno anche l'altro, ma il meglio di tutto è che la comunità a essere unita. Sì. Per voler venire fuori qualcosa, tocca essere così, se no vi mia fuori niente. Mi osservo, Beto, che Amelio le deve stare a Casca, Morenon le deve stare a Serafina, ma sta gente fa parte anche a loro, giù anche a loro, vero? Perché abbiamo Tutti. gente che viene tutti i giorni. Ti tutti si i del sabati, Paraí, ti si a sede. Ma Gigetto e Beppe Gigetto anche. viene di casca tutti i sabati e domenica. Ah, Di stare a casca. sì, perché qua è Guarda. tipo il gnaro della mamma. Dopo, qui che si deve guardare il drone, guardate che bel posto. Sì, È sì. prima volta che vedo persone in cammino, Sì. ma guarda che bel posto. Bellissimo, vero? Che manca qualche cosetta lì, ma sì. sta il primo. Ecco, se si deve ringraziare, non si sa neanche a due scommissiari. No, perché qua Marosca qua è cosetta che 11 famiglie qua, si sa di qua. cognome. Sì, Di cognome. potremmo parlare. Sì. Vediamo. Che c'è 31 case. 31 case E famiglie 11 per cognomi. ordine. Di cognomi Battistella, Bordignon, Comin, De Bastiani, Felipe, Menegussi, Mesomo, Pinzetta, Tofolo, Santin e Vaccari. e Vaccari. Queste e E famiglie famiglie che c'è di stare adesso qua. che fa parte Tante di questa famiglie comunità. che Giannin Capelletto che ha parlato altri giorni, dopo Vital sa anche lui, Sì. che era il scommesso adesso che mi è andate via. Ma dopo Ma non qui parlare. si deve stare. Oh, parliamo. Dopo parliamo. Può essere? Può essere sì. Posso andare a chiamare una sonata? Perché Sì. se no i Poi gaiteri... i ringraziamenti fa dopo. Sì, dopo. Ringraziare le Sì, persone. pensate dopo. Mi va a banda i suonatori. Va a mostrarvi chi quiser i suonatori. Buonasera! Buonasera, De Euclides Adinello. ao vivo, Ah, e a colori. a colori. Valdir, caro mio, come stai? Bem, e ti? Ghetto c'è pa un scotton, allora? Agora eu posso com tudo. Não, mas passa. Dormensal dela. Ma passa. Ho visto che la gaita è zolaccio, Come stai, Valdir? Bem? Bem, Tutto a posto? Graças a Deus. Ecco, brai, cosita. Grazie che si indegnai da venire qua. Ecco, infatti che si quadrarente, vero? Grazie Valti per il convite. Noi ci era para música, ormai, de fare 2 o 3 rideste. Te vedi, no? Anche l'altro si era per musica di vedere, Va bene. Allora femo qualche una. Che avevo idea di mandare qualche saluto, qualche tu? Mico che visto che Ma Gavi mi- menadrio le donne in coi. Che tu visto? Sì, Che ciao. robe. Le vede che il soffrimento. Pensa soffrimento. Dai che un saluto a tua parona. C'era lì, la Sì. mega neanche guardare ancora. Ah, va, ma no? calma, Sì. qua un pochettino Oh, attaccata. boh, ma in tutto caso, Do tempo da buonasera, pacchera. buonanotte. Com'è che è il nome su della? Di diva. Diva. Diva, siete dove? Lì. Sta tutto bene? Tutto beleza. Sì, e la sei sentata. no? Ecco. I fioi, mandi un saluto. Mando un saluto a una casa a Camboriú, una Fiola e un'altra casa a Passo Fundo. Ma Fiola che nome Lui- chiede Camboriú? Raquel A Raquel. e a Liza. Non ti chiede una muccia di fioi così che ti viene in mente. Quel problema, no? Io tanti fioi in volta per... Tu mi buon fame viene in mente. Liza, dove sta la Liza? Passo Fundo. Passo fondo. Ecco, così, sì. Va bene. E Ecco. allora, vediamo poi se il motore non fa, non ti suoniamo, né? Valdir, salutiamo chi? Salutiamo tutti qua. La Parona, A ma me saluta Parona, Parona. che è lì che mi guarda con 2 occhi cosita. È il nome da Parona. E da sì. Da sì, buonasera. Non ti dico mia tutto il nome perché che vuole un bel tocco Bel per finirlo. tocco, La
Pa altri saperla i da sì e la diva e era di star a fondo della colonia da mia mamma e me pare. Sì o no? Ecco, che aveva un'amicizia, un'amicizia, mia mamma si deve fare 80 anni, ciò. Là, ecco. E allora altri due fratelli si andai a innamorare due sorelle. Ele me ganna morana. Ah, ho sbagliato, feio allora. Ah, sì, loro venivano innamorati a cavallo. Sì, a cavallo. Ma eri quattineri così da che tempo là? Ma c'era gaiteri, ahí che sta. Cioè, mi sono dovuto innamorare un gaitero, è a altro Ma livello. ascolti, si erano tanto costumai de cavalli che si andava a suonare a Silva Jardim a cavallo. Mie lu, quadrina altra 2 dei. Ma Non qua... è le mie bugie. E bevei qualcosa? Pocotto che l'epoca, adesso andaria Di più, vero? Valdir, mandagli un sotto i fiori, Totoso se ne stanno Un due. saluto ai miei fioi. Il mio fiol più vecchio è da stare a Rente al Marau. Sì? E le due fiole le a Passo Fundo. Oh, qua da Allora, Rente. a Vando, Befiol, un abbraccio, la Alexandra e la Idineia. E Ecco. tutti i begeri e anche le minori. E sì o nonni ha tanto tempo o no? Ma mi godo morare a diventare nonno. Ah sì, dai pimpiano. Una pimpiano. Ma sì, tutti e due nonni, vero? Sì. Quale che femo passare tutti contenti qua? In primo luogo vi do un saluto a tutta la gente qua. As 2.000 pessoas que estão nos assistindo. Ao vivo, ao vivo. Vuoi dirti perché? Perché? Guarda che la comunità qua, me Sì. pare e me mari, è di star qua anni qua al 30. Verdade. Opa. E da io considero che la gente qua del 30 come fradei. Opa, Come fradei. spettacolo, Mia vero? mamma aveva un sentimento per la gente qua, mi pare che sta louco. Maraviglia, Che stai anni qua. Bravi. Ma allora le sta cosita. Quale che vedremo sera? Allora femo i coloni, miseri coloni. Miseri coloni. Sì. Proprio. Vai, verdi a gaita. Poi. Miseri coloni, radici beconsai, una fetta de polenta e un'altra de formai. Sempre sti fazoi, fortaia io soccol, delle volte una gallina la si scavessa il col. Chiama sulle bestie, parare in tolgal, sara le finestre, guarda il temporale, vatto sulla roba e le braghe del nonno, catta sulla legna, metti dentro il forno. Chiama sulle bestie, parare in tolgal, sarà le finestre, guarda il temporale, battor sulla roba e le braghe del nonno, catta sulla legna, metti dentro il forno. Con tocco di una braga la donna taglia raso, l'ha fatto un fazzoletto per sugarsi il naso. La sera quando dorme, il lecca sul cuscino, si insonnia con una magnata di polenta e codeghi. Ah, sì. Doc il vaga, così sì, ah. Beh, noi altri che abbiamo tanti depoimenti, tante interviste, lo andiamo chiamando e dopo se noi altri andiamo rento e parliamo qualcosa. Porteme vinga anche altri qua perché il finale di conto per parlare e anche ai suonatori, perché loro che detto che se noi beve, noi canta e noi suona. Devo adesso vedere Angelo Pinzetta, sì o no? Sì. Angelo Pinzetta, e chi è Angelo Pinzetta? È Fiol de Toni. Fiol de... Fiol de Toni, neto di Luigi.
Guarda lì, neto di Luigi. Quanti anni Galo? 75 anni? Il zio Angelo? No, il 81 82. Visto, ma il pare un tosetto. È un tosatello, Sì, no? è il Sì, nostro, è un tosatello. il ha un riflesso tanto speciale, no? adesso E ha molto 2-3 tosi giovani. che sempre insieme. Che bravo. Una bella così. famiglia. Sì, bella Un famiglia. saluto a lui Vabbè. e ai figli, a famiglia tutta. Ecco, andiamo allora a vedere, lui è maridato con la Maria Teresa Battistella, ha 3 figli e lui è bravissimo, sa tante storie qua del 30, e ha una vita tanto lunga e bella. Andiamo a vedere, metti su là. Del nonno Luigi Pinzetta, mi lo mio conoscesto. No, lui è morto avanti di mi nascere, eh? Ma del parlare che era un uomo lavoratore, lavoratore, cattolico praticante, e lavoratore. E se che io tengo guardato una cabeza che diceva che era così, perché io nasci poi, né? Antes era poveretti, tutti i giovani, piccoli, si andava là e i più vecchi giocavano alle bocce, e per qua e per là, dopo Rosario, e se non faltava, né? Tutto il domingo, né? Di Rosario, e quando che era la festa del 30, e allora mio fratello Anselmo, che era più giovane, c'era sempre senza soldi. Questo negozio lì, i soldi, com'è che è? E allora mio papà doperia la guaiacca. Allora chiamava Angelo Anselmo, vieni qua. Oppa. La gente sapeva che era bever, virava la guaiacca così, ossia, tirava fuori i soldi e comprava una laranjina, sbusata col chiodo in cima. E poi si capiva, si bevia. Era a festa nostra. Quella la gran festa, claro, prima pregare, né? Sempre italiani, prima pregare. E dopo allora la festa era una laranjina sbusata col chiodo in cima e si beveva. La festa era così là. E che l'altro allora è giocare alle bocce, alguna cosa, altro. Finché dopo siamo cresciuti e abbiamo chiappato la bolla allora. Oppala, la bolla, la passione, la bolla. E allora abbiamo cominciato a giocare la bolla. Né? Aquello là fu la gioventù della passione, era la bolla. E il 29 se laurea al verão col sol caldo come l'inferno, tutti sudati. Se questa l'energia, no, lavoro. Ma se arrivi a casa avanti notte, si fia i lauretti, da magari i porchetti, le vacche, i vedei e tutto così. E dopo che si è andata al campo della bolla, che era un campetto là, e allora gastava che l'altra energia. E non sai com'è che si faceva, non sai. Stava sgottato do trabalho. Lavorare, e ancora avanti notte giocare la bolla. La bolletta di borracha, la bolletta di borracha, questo tamanho qui, e si giocava la bolla, finché veniva scuro. E dopo si tomare bagno, allora, la casetta fatta di madeira là fuori, di legno, casetta di legno, e te scomissio che c'era il vasetto in cima, poteva acqua, verdea, tomava bagno. Ma là per la stanza mi finito il bagno, allora portami acqua, qua butta su acqua, e l'altro che c'era là fuori, là, che spettava allora su acqua in cima per tomare bagno. Dopo allora ho visto un tempo che c'era una fontana all'acqua, la fontana la medono alto, e metteva una borraccia, una manguera, borraccia, che veio l'acqua in Canada. L'acqua in Canada era un'altra vita, ciò. Si finia nunca. Allora si apriva la tornerina e veniva l'acqua, si tomava bagno e dopo si andava dentro in casa. Aê! Quante belle storie a Vital! Quando le prime feste che fece qua al 30, che era mia di mangiare, qui che veniva a festa e famiglia si andava a mangiare a casa. Qui che veniva a casa di Pi era Pi Brai. No, pian. Qua torniamo. Com'è che a spiega di nuovo? No, quando del começo, dell'inizio delle cappelle, qua, da cappella, a mia di mangiare per dar lucro. Allora le persone venivano alla messa? E tutti venivano a casa che un po' di cada un. Cada un della famiglia di qua porta a casa un per qua, per di là, per dare da mangiare. Per niente. Oppa! E qui che veniva di Pi era Pi Brai. Ecco, era visti con altri occhi. Lógico, com altri occhi.
Sabia i fiori o no? Ah no, ma darghe da mangiare alle persone, se ha costume fino ai giorni di ancora, non stare persone senza mangiare. Via Era vera. così. Ma va bene. Bon, adesso noi vogliamo parlare di una cosa che se già succede questo qua a tanti anni che se è il costume di cantare la stella. Come che c'era questa storia qua? Sì, gli anni, come se vinessi per qua, tutti avevano il terno del Reis, no? Ecco. E fia a visita della stella. Si comincia alle 5 e finia mezzanotte. E passate Tutti tutte le ormai case. con il stomaco pieno, e a caciassa, e vino, e acqua, e era di tutto. Allora è il gruppo che cantava, passavate a casa, cantava la stella del terno del Reis tutte e dare famiglie. idea da mangiare, da mangiare bere. e da bere. Dopo passate un'altra Un'altra casa e così. cosita. E come sia che ora? E 5 A 5 dopo mezzì, che giorno? giorno, Giorno 5 a sera. 5 Sempre di il giorno gennaio. 5 Di gennaio. di gennaio, ecco. Per via in omaggio Sì. al giorno dei re. Il giorno Sì. di era il giorno di Rene. Giorno Driose e il giorno dei re. E conforme i maroschi agli anni venissi fuori, le famiglie si mudare, allora abbiamo restato un piccolo tempo senza farla. Upa? Dopo Gigetto, nostro cugino, che ha cominciato a tirare in su, e abbiamo cambiato le maniere di fare. E adesso facciamo così, invece delle volte in mezza settimana tirare famiglie del lavoro, allora se casco questo 6 o 7 o 5 famiglie, che non mi ricordo, sto anno, ecco. dopo l'anno che viene altro, Cambia. Capito? Che allora si finisce mia. Tanto tardi. Tanto tardi Opa. e ti tiri a gente del lavoro o niente o poco, capito? Sì. Perché se vendere sabato e domenica è più facile. E il giorno di settimana bisogna lavorare. Ecco. Bene, allora che abbiamo fatto dentro la Ceseta, che Ceseta fa parte qua del Sì. museo, mia vera. Sì. Ecco, questa Ceseta, cosa significa questa Ceseta? A La gara Sant'Antonio? Sant'Antonio, altri santi, la Rentola, Mica ho visto che ha un cantonetto là che se tu vai e che cali, tutto tutte come i preti si posteano. Ah sì, la stola, la mattina, tutto dei preti. Battene. Sì. Ah sì, quando c'è la comunione viene una scudeletta sotto per non cascare in terra. Sì, proprio, Sì, i tutto migai, questo. anche. Tutto se- con i misieri di vino, di acqua. Tutto se antico e naturale, Tutto naturale, tutto. originale. E allora capelletta lì è un omenaggio, una replica piccola della prima chiesa Che sta fatto qua. La prima, no? Che ha fatto Maraviglia. E Valti adesso di conoscere, perché è il gruppo che ha cantato, è Flavio, Celso, José e Luis Pinzetta, Moacir, Claudio Rico e Artemio Bordignon, Euclide Sardinello, Vital Troian e Gamanca chi? Camera? Gamanca? E chi ancora Gamanca? Cabello, Cabello, Tony Tofolo, Ecco, questi che mancano. bene, E José Battistella. ecco. Che quei che c'è, ma almeno sempre lì. Sì, Un viene se sempre. mesmo là, che l'altro era Un fatto problema l'altro. Ecco. Ma dopo tocca ringraziarli Marosca perché Zobbia era un giorno freddo Sì, ciò. ed è piova. Piova. Dice vieni Sì, E adesso che vivetto, che bel lavoro che ha fatto. sì. Josiel, metti su allora il video di questa gente cantando La Stella. Noi siamo in tre. Noi siamo in tre. Di notte dell'Oriente di andar d'ora Gesù di un re superiore di tutti, maiore di quanti al mondo ne voleno chiamar. Nel cuore no chiamar, nel cuore no chiamar. Che foi che te chiamò? Che foi che te chiamò? Mandando la stella che se conduce qui, dov'è il bambinello grazioso e bello
le madre de lui, che le madre de lui, che le madre de lui. L'amabile il Señor, Amabile il Signor, se merita e doni e insieme al nostro cor, perciò l'abbiamo portato l'incenso dorato e mira e oro e un dono a re divin. io dono a Re, io dono a Re, Che l'oro che portiamo, che l'oro che portiamo, soccora Maria la vostra povertà, l'incenso e l'odore nostrali, fettore destalla al mondo in cui troviamo Gesù. e poi troviamo Gesù, e poi troviamo Gesù. E questa mira e poi Questo mira e poi si segno del bambino la vera umanità, si segno del passione, l'amore, buon cuore per noi la soffrirà. e noi la soffriamo, e noi la soffriamo. Or noi se ne andiamo, Noi se ne andiamo ai nostri paesi, a quai venuti siamo, il vostro buon cuore manda, Signore, in mano il bambino, nel bambino è Gesù. nel bambino è Gesù, nel bambino è Gesù. Signor, se ne andiamo, Signor, se ne andiamo, salute
bravissimi. Sì, bravi. Bravissimi. Sì, Sì. spettacolo. Spettacolo. Maravilha. Non so se voi altri di casa che avete visto che qua si beve mi bicchieri piccinini qua, va. Bom, il vinho. Suco de uva. Gavemo un'audienza tanto grande del Facebook, del YouTube, ma gavemo anche le emissore di radio che trasmette a nostra live. Radio Studio de Nova Araçá, Comunidade de Viadutos, Princesa do Vale de Lindóia, Antares de Vespasiano Correa, Jacutinga de Jacutinga, Sintonia de Ipumirim, Araucária de São José do Ouro, Cidade de Nova Alvorada, Rádio Minuano de Sarandi, Brescia Mais de Nova Brescia, Líder de Erval do Oeste, Nativa de Biraiaras, gavemo la Cristal de Nova Itaberaba, Estúdio de Itá, a Revista Insieme, a TV Top Media e Rádio, Jornal Correio do Mate de Arborezinha, Rádio Conegliano della Italia, Ativa de Vila Lângaro, Chapecó de Chapecó, Onda Nova de Relvado, Nativa de Erval Seco, Clube de Realeza, Franciscana de Dona Francisca, lá da Quarta Colônia, Nova Palma de Nova Palma, Quarta Colônia, Estação de Cocal, Clube de Machadinho, Serra de Serra Alta, Verde Vale de Salgado Filho, Nambá de Ponte Serrada, Libertad de Três Palmeiras, Tropical de Vera, Mato Grosso e Cidade de Campo Novo do Pareci. Tu visto, eh? Andiamo distante, eh? Andiamo distante per tutti i cantoni, iremo rento te case, per la finestra, per la porta, per la spesa. Ma con la internet non arriviamo a questa gente. È il lì. nostro italiano. Il nostro italiano. Vitale. Bello, bello. Dai che siamo arrivati in altri, Distante. Ho visto che il cristiano che ha visto Distante. qua coi. Distante. Quanta allegrezza noi ti portiamo alle famiglie, alle case con la nostra vera e madre lingua. Delle volte neanche noi sappiamo Oh. il valore che abbiamo. O che Beh, abbiamo. parole. No, tu hai visto il Dencoi? Sì, Claudio Mir, Catani, Catani, tu hai visto? che lei è della la metropolitana, la grande metropolitana, Del da de Renzo Canoas. Alegre, Canoas, che è la regione lì. Ele ha visto la chiamata te redes sociais. Ele ha detto va su, le viniesto a Serafina, te ha portato dopo l'inesto qua. Questo qua a Catame. Insomma, è uno dei nostri. Sì, proprio così. Nós estamos na comunidade da Capela Santo Antônio do 30, onde em 1911 nasceu Hermínio Pinzetta. Saiu dessa comunidade para o seminário com 33 anos, levando a santidade que viveu na família e no trabalho. Lá recebeu o nome de Frei Salvador de Casca e permaneceu em Flores da Cunha a maior parte de sua vida religiosa. Ele faleceu em maio de 1972 e 8 anos depois, tendo em vista a fama de santidade, foi dado o encaminhamento da sua canonização. O processo segue em análise, vero Beto? Sì. Ecco. E em maio de 2019 o Papa Francisco o declarou venerável. Ora, può darsi che una vittoria, mi è vero? Grande anche. Sì. Perché grandissima. neanche tanto tempo. Adesso può essere che demora un altro paro di anni, ma qualche cosa verrà fuori. Va Perché bene. ha fatto un bel lavoro, Sì. I frati, ha fatto un bel lavoro là del processo tutto. E noi siamo andati nella turma di qua del 30, di Casca, e con i Mantuani e Pinzetta là di Mantova anche veniste a Roma, quando siamo andati a portare i documenti al Papa. Che spettacolo, che bellissimo, che emozionante. Todos os anos, próximo ao dia de Corpus Christi, em Flores da Cunha, realiza-se uma romaria vocacional em sua homenagem com milhares de fiéis. E aqui acontece a caminhada de fé, de origem ao Frei Salvador, com o intuito de reconhecer e valorizar a santidade que ele viveu nesta comunidade. Este ano será no dia 23 de julho. Proprio, Cosita. Dia 23 de julho, nós teremos a segunda caminhada da fé nas origens do Frei Salvador. Haveremos a missa aqui às 10 horas da manhã. Vamos trabalhar nessa data, estaremos te informando, passando tudo o que vai acontecendo para você continuar divulgando nos seus programas, que são de toda a grande programação. audiência, toda a né? programação. É. 23 de julho, domenica. Domenica, alla Isso. domenica. A domenica. Ecco. Dite che è un fratello prete? Sì, Don Álvaro. Don Alvaro. Don Alvaro. Metti su Don Alvaro. Alvaro. Italiani, E ha mandato il video, però se ha tagliato per strada, credo che ha patinato lì, che era un poco di barro, che ha piovesto tanto, allora, ma quel che abbiamo conseguito, mettiamo su qua un strucconasso al prete Alvaro, che voi tanto bene lo conoscete, ma che piacesto gran tanto, ecco. Star da renti preti sempre se sta bene, sì o no? E se mangia bem, anche. Sempre.
Mi voleva mia dirlo, ma sentite. E quem manca mai il vino anche. Anche il vino, Se parisse sentate a casa di Brutti. Là siete, ma magari sono pignoi, ma. Ecco, ma vai. Devo ascoltare il prete Alvaro Pinzetta, metti tu là. Caro povo de Deus, hoje uma palavrinha de novo sobre o Frei Salvador Pinzetta. Gostaria de ressaltar 2 pontos, entre tantos. Primeiro, que Hermínio já se santificou na família, na vida familiar, numa oração cotidiana, intensa, muito espontânea, mas muito sistemática, muito disciplinada, unida ao trabalho, à convivência familiar e à inserção na capela e na paróquia. Quando dava um temporal enorme, forte, ficavam em casa, mas o Hermínio punha a capa, subia no cavalo, fazia 7 quilômetros, ia à matriz, participava da Santa Missa, voltava, reunia a família e em redor do fogão ele contava o que tinha escutado do padre do Evangelho. Na verdade, era um círculo bíblico, digamos assim, um grupo de família, aquelas reuniões que a igreja ainda tem, faz agora, durante o ano, em grupos de família. Então ele se santificou na sua casa, no seu ambiente, no seu trabalho, na agricoltura. E depois... Ecco. Peccato che Gattaià quel che era di parlare, ma abbiamo conseguito capire di lui parlare con tanto amore, con tanta devozione, concentrazione, di parlare solo il frate, vero? È mia, vero? Sì, è vero. Lei è un orgoglio per Valti, mia, vero? Per tutti. Per tutti. Da 30 di casca anche. Ma perché non anche... che se il giorno che si diverrà santo qualcosa, il suo nome sarà Santo Frei Salvador de Casca. Ah, è? Sì, no de Flores da Cunha. E che mette il nome di Santo Antonio de Padova. Dove lei nascesse? Nascesse. E il Frei Salvador sarà de Casca. Per non brigare. Luiz de Casca. Ecco, va bene, va bene. Ma Alex Eberles è un amico nostro, lo conosco desde piccinino, non so se dico che è mio fratello, mio figlio, perché l'ho visto crescere e sempre involvesto con la cultura italiana. Ecco, quando mi sono stato presidente della Sudita, lui ha fatto parte di un di testa di ferro lì, di capi, una persona fantastica, un toso tanto giovane, ma tanto speciale per il nostro italiano, radialista e anche lei biomedico. E smissa su con la internet, fa tante altre cose, ma lui che piace gran tanto del frate. Allora mi chiedo domandare che il fece qualche cosa in omaggio al frate Salvador. Ascoltiamo Alex Eberle. Buonasera a tutti quanti, mi chiamo Alex Eberle, sono di Starno a Trento, Flores da Cunha, ho 27 anni e allora mi rostega il mega di mandare per parlare un pochettino sopra frate Salvador Pinzetta e mi ho scritto vendre passà del giornale Florense qua di Flores da Cunha una cronica sopra il frate Salvador Pinzetta perché è stata la 33ª Romaria Vocazionale al frate e allora mi ve la ledo, è scritta in italiano il giornale, questa cronica. Frate Salvador, il santo de No a Trento, son quel che son davanti di Dio, così te disea il frate Salvador. L'era le 6 dopo mesdì, ora della Ave Maria, del dì 31 de maio del 1972. Dell'ospedal Fatima de No a Trento, Flores da Cunha, morì il frate Salvador Pinzetta. Sicuro che il signor gascoiesto sto dì per portarlo in su. Dì che la Madonna l'è andata a catar sua cugina Santa Isabel e le vespere del dì de Corpus Christi. Frate Salvador che tante volte l'è stato visto via per le rue andar portar la comunione ai malai. Ga fatto la sua ultima portizione, andato ban del paradiso. Frate Salvador l'è il santo de No a Trento, ma anche de Casca. Erminio Pinzetta, suo nome de battesimo,
Le nasceston la Cappella Sant'Antonio del 30 a Casca del di 27 di giugno del 1911, e il secondo dei 13 fioi di Fiorentino Pinzetta e Isabella Romani. Desde piccinin le sempre sta un esempio di cristiano, che aveva una grande fede alla Madonna, ai santi e principalmente a Gesù nell'Eucaristia. Per lui non era tempo rugno per dassar di andare a messa. Con 32 anni, dopo di tanto pensare che sore e pregar, gascumisia la sua vita di frate cappuccino. L'è stato un per di stimane in Marau e dopo le vegnesto il 22 di marzo del 1944 a Trento, Flores da Cunha. Qua ha fatto il postulantado e il noviziato, fanno i primi voti in 6 di gennaio del 1946. Dopo l'è andato a Garibaldi, dove l'è stato 2 anni. L'è tornato a Trento, Flores da Cunha, e il 6 di gennaio del 1949 ha professato i voti perpetui. In 27 anni, quando a Trento, Flores da Cunha, il frate Salvador ha fatto tanti lavori: cosina, portaria, orto, giardin, in colonia, con le brespe, torla ante le famiglie e la cantina a fare il vin. Generi seminaristi che lo giutea e i poteva vedere l'esempio della ora e orazione che era tutta la sua vita. Della memoria della gente che ne ancora la lembranza del frate che godea le semenze e mude de salata, ma anche i consigli. Mi portare in mano il paron del mondo. Questa è stata la reazione del frate Salvador al saper che sarebbe ministro straordinario dell'Eucaristia per mandato di Don Benedetto Zorzi, vescovo di Cassia, in aprile del 1970. Lui ha accettato questa missione, che è stata un'altra maniera di Dio dassar vedere la sua santità a de più persone, specialmente infermi e le sue famiglie. Dopo di 51 anni della sua morte, il processo di beatificazione è in analisi nel Vaticano. Ancora non è stato riconosciuto un miracolo per diventarlo beato, ma la Chiesa lo considera venerabile. Tanto del lavoro di questo processo è stato fatto per Don Angelo Domingo Salvador, in memoria, che sempre le insistia per pregare che così avvegneria il milagron, che occorre per il frate Salvador diventare beato e dopo un altro milagron per diventare santo. Intanto che i frati, preti, vescovi, cardinali e forse il Papa, e analisi i papei, noi preghiamo e avemo nel cuore la certezza che frate Salvador è santo. Lui non sapeva mia parlare bene il brasiliano, ma il parlè accetto in italiano, e guidea che diventerà contento se diciamo su la sua orazione della sua lingua. O Dio, vu che vi revelea ai poaretti e piccinini, ascolta la orazione che vi femo per intercessione de frate Salvador. Dane a noi la medesima fede e buona volontà, la medesima semplicità di vita, e il medesimo spirito di orazione e lavoro. Dane a noi occhi netti e cuor puro per vedere come Lui il vedea, la vostra presenza entre le persone e nel mondo. Glorifichelo quanto la terra, con la gloria dei santi, e dane a noi, per sua intercessione, le grazie che avemo bisogno. Amen. Venerabile frate Salvador Pinzetta, prega per noi. Ecco, grande Alex! Bravo, bravissimo. Ma abbiamo anche altro depoimento da Confraria Salvatoriano Servos de Maria com Valmor das Chagas. Struconasso a loro che si dio trasmitir, vero Beto, per le sue reti sociali, a loro là, anche la nostra live, il nostro filo italiano. Vediamo cosa che Valmor vuol dirmi. Vai là. Olá, caríssimos. Me chamo Valmor das Chagas, sou diretor e representante da Confraria Salvatoriano Servos de Maria. Nosso propósito é divulgar a vida e a santidade do venerável Frei Salvador, que teve seu desabrochar nas origens italianas da santidade da família Pinzetta.
através do nono Luigi, passando por irmã Flora, seguindo viva nas vocações religiosas e no cotidiano da família Pinzeta. Convidamos os caríssimos a seguirem nossas redes sociais Frei Salvador Pinzeta, CSSM, onde no mês de julho nos dedicaremos à segunda peregrinação devocional na cidade natal de Frei Salvador, Casca. Agradecemos pela oportunidade e belo trabalho do caríssimo Edgar Marostica. Um abraço a toda a família casquense e região, com sentimento especial a toda a família Pinzeta. Sou o que sou diante de Deus. Confraria Salvatorianos Servos de Maria. Ô Valmor, um struconasso a ti, piacere da parlare con te, bravissimo, grazie per tutto quel che si deve fare per noi altri qua. Muito obrigado, Valmor, obrigado mesmo. Ecco. Curto, mas bem condensado e bem colocado. Profissionai? Profissionais. Profissionai. Profissionais. Ma adesso mi vuoi sapere della la sorella che scelga a parlare lì, a Flora? Chi è questa? A irmã Flora, ela é a mais velha da família do Frei Salvador, do Florentino Pinzeta e Isabela Romani. E ela foi religiosa também, né? Ela ficou em Rocassales e ela está dopo o resto da vida São Domingos, do Sul. E ela é milagrosa, para mim ela é milagrosa. Ela è interrata qua? Entrada qua. Sì, e tutto l'anno che è una piccola romaria, no, romaria, che data è? Uma missa. Último domingo. O último domingo de setembro tem uma missa que as irmãs e che altre sorelle viene di San Domingo e altri posti e noi altri qua insieme per pregare insieme al túmulo. È bello. Per quello che lei è un posto di religiosità. Qua, anche vero. qua. E di qua un paro di anni avanti e migliora strade, viene fuori robe belle qua. Somia se saremo altri qua ancora. Sì. Ma sicuramente saremo sì, qua. ma mica arrivo da quegli anni che Gabrutino, somia se arrivo là, ma 74. Ma ascolta, amico, ho visto che avevi un punto sopra il frate Salvador. Cosa gelo questo? Che ho visto? Questo che ti hai visto che adesso, questo anno, da qua davanti, facciamo la costruzione del memorial dove lei è nascesto. Ah, e tutti gli anni dopo dove loro. che il punto sì, lì, che il punto lì che ti guardi, proprio lì. Ecco. Non deve essere accompagna questo qua. Lui è nascesto lì. Lui è nascesto lì. Allora, va a essere fatto un memoriale. Un memorial. E che la strada che avevi visto lì, con un paro di anni, si fa un asfalto, dopo si pianta piante, ti abbanda lì, ti vedrai che bel posto che viene fuori. Arica o Vila. Oh, Tamo junto. Tamo junto, Cosita. Ma qua il 30 che altre religiose. Ti ha visto sì, che mostrare lì prima. Di un posto di tante. Quelli era della parrocchia di evangelista. Sì. Quelli che mostrare lì prima. E che tutti qua rento la nostra chiesa anche. Ecco. Per avanti sapere non è che noi siamo di stare qua. In cui quanti chilometri genelo della Quindese? 7-8. 7-8 chilometri della Quindese, 10 di Casca, più o meno. Lì in volta, ecco. 6 di evangelista, 6 chilometri. Dipende se andiamo per strada, se andiamo per aria, scambia un pochettino, vero? Del treno a piedi, a cavallo, che le curve, tinto. Che mandiamo un saluto per andare a Quindese, tocca passare là di Grostoli, vero? Mandagli un saluto. Sì, a Grostolera. No, solo se ti vieni per andare in su. Ma mi mega piace di andare per lì. Là da Grostolera di David. Grostolera. Cosa vuol dire Grostolera? David che? L'usa? David l'usa, là e fai Grostoli. Grostoli. Pensa in Grostoli buoni, sì o no? Buoni e barato. Buoni. No, altri italiani non basta essere buoni, tocca essere buoni e barato, proprio così. Proprio così. Mi va bando i suonatori. Dopo dei suonatori, frotole. Sì o no? Saria ora? Saria ora e là così, ormai io congelai, ingiassai. Qua la femo Valdir. Adesso devo quella di Coloni e Governi. Verdi a gaita gaitero! Ho fatto il tempo che si tribulea tanto con i coloni, ma ancora no, ancora che muda. Valeo allora, i coloni e i governi.
anni fa le campagne, a tutti promette che noi passa fame, ma dopo quando chi ga guadagna se desmentega tutto quel chi ga parla. Di fuori coloni noi la metti in testa che tutto che parla che niente che presta. Tutti i coloni che vol così far, d'andar tutti intesi de non più laurar, e dopo i governi se vola mangiare, chi vai anche a lui provarti con Quante promesse, quante bugie, che na verità la par che sia. Noi altri ascoltemo con tanta attenzione, se non se femo furbi me la pianta del bon. E mi lo dico perché mi so, se finisse il matto, ma i macachi no. Tutti i coloni che vuol così far, di dar tutti intesi de non più laurar, e dopo i governi si vola mangiare, chi vai anche a lui provar picconar. Sti pori coloni laurar come un mul, e dopo i governi che la pianta del naso. A pianta del naso del buon. Mi vuoi salutare e ringraziare a Dilnet, provedor di accesso internet, che mi fa arrivare a casa vostra la Migi Plus che fa rason per tutte quante le bestie sane e belle. Rason balanceata, ben fatta, a capriccio, con proteina, con supplementi e tutto quanto. H2O Poços Artesianos, che fa posti desde catare il poço, con geologo, entrega tutto quanto. Fa posti a pronta entrega, a domicilio. Sì. Ecco, a pronta entrega a domicilio. Sbusi. Siete Garibaldi, sì. Diego posto in cima al Salumeria Tebaldi, salami o sucoi, Zeco, Abron Tebaldi, Cassiano e a famiglia, so turma che lavora là, Pian alimento sono parcangati e pessi, condimentos e chá, sais, doces e de lavante Miriam, che è de Serafina Correa, Aqua Fest, produtos de higiene e limpeza, vodka Raisca, vodka che fa... Meglio caipirinha! Ah, sì! Abastecedora Casquense, posto do décimo, te passi a casca, fermete. Freia! Ecco, vai dentro, loja di convenienza, caffè da mattina delle 6, banheiro para uomini, donne, tosatei, de là avanti. Vieni qua, te posto do décimo, dopo te me conti come che ti sia attendesto, come che ti catti i banhieri a loja di convenienza che sera alle 11 di notte e il posto che è senza chiave. Senza Butai chiave. via, butai via. Solar Power, energia solar del sol, sparanha soldi, non adianta sparagnare il mangiare. Ecco, metti su a tua energia. Fammi un favore, 9910-1600. Avemo la di Máquinas e Algor, juntos para sermos mais fortes, quer dizer, loja e anche fábrica. Fabrica tutto quel che picca su per un trattore. Davanti da Dio della banda. Sì, tutto quel che va a piccavieto è un trattore, lo rifà e produce. Abbiamo anche da parlare anche del viveiro somacal. Viveiro somacal, che se deve fare un piglia, vende qualche tipo di mude. Ecco, basta. I macà mude di patate anche. No, perciò parlare mude di patate se non dai bene. C'è un amico che ha su patate. No, ma che patatona. Gatto, visto ciò? Quelle di... No, ma go cata su de pide 15 kg, no, de pide 18 kg te un muccio cosita de patate. Ma... Oh, ma no, patate. Patate rosse ancora. Si va bastardà. Due mude de patate, due mudette, cata su una muccia de patate, là una scianta cata su una granda, 6 kg e poco. Ecco. Oh, ma allora me go cata gente. Sì. Ma allora piova, rento patate, gomia portae ciò. Negozio mentega, ma veniste bocce, veniste bocce de Marcolina, Ascolta, e là una scianta, Chico Cesare grito de gar cabel su che viene a Brina, te in Brina, Sì, vai la smissia su, cata un'altra da 7,90 kg.
Marti che viene manda che avevamo De manhã? la live. là. Sol patate. No, domenica. Domenica. Sì, ma domenica. Allora vivevo sulla ancora casa di Marti da Farroupilha, testa. 32 mesa 1, 58-57, qualche tipo di mude per le vigne davanti. Manco mude De patate. No, de patate e de nogare. Perché nogare, ascolta, mude de nogare, ecco là. Pittol de Anta Gorda, con Leandro Pittol, 519-9807-4352. E in due che ti pianti in nogare, sotto te pol, i dice consorziare. Ecco, capre, becche, bestie, pianta miglio, soja, mude di ervamate, quel che te vuol dire. A terra se tu fa quel che te vuol. Ma adesso ringraziamo quelli di Casca, a live di qua. A Prefeitura Municipal, ecco, apoiando a cultura, ecco, Governo Municipal de Casca apoiando a cultura, Museu Luigi Pinzetta, de qua, Ponto de Cultura e Turismo, IPEL, mesas extensíveis, linha práticas, tradicional, bancos extensíveis de embuia, cerejeira, pinos, madeira maciça, el pinos, e lo trata e gli dà fogo e brusa su dopo che passa un prodotto, dura una vita intera, basta che non si bagna, anche al pinos, ma e loro calcula de serezera e se no de imbuia. Dura massa. Ti muori 10 volte e togli ancora là anche i banchi. Ma con sì, proprio www.ipelmesas.com.br Supremo Imprendimento di Morenon. Oh, Morenon. Tutta la sua equipe, su soci. Sì, la manco quella, Ecco, loteamenti con tutta a infrastruttura, qua tutta a regione che loteamenti qua Supreme. Che abbiamo a Mecal Mais, ferramentas, ferragem, manutenção industrial, doméstica, material de construção, Casca e Serafina, há quanti anni? 40. Che? Di là in su, no? 40 50 anni di ormai. ormai. Guarda che Claudio ha quasi 100 anni. Sì, sì. Da un pochino che arriva al 74 di Brutin. Claudio è un strucconasso a volte che si deve passare freddo là, ben feito. Ben feito Là del per te, Maranhão, lá Claudio. devo assistirmi in altri là. Amelio Struccon. Sisamo Empreendimentos, qua del Bassano, Nova Bassano. 3273-1432, com o Edgar De Santi, com toda a sua equipe, construção, incorporação, loteamento, agenciamento de imóveis e de lá avante, allora, tanto del Bassano come da regione, loro e fa sti negozi. Ecco, cosita? Cosita. Sita, ecco. Frottole. Era qua. Mi prima vuoi domandare a Beto, che ti che contro me? Ma mi? Ti mi metti su una multa di anni e mi sai che mi tocca portarli? Ma mi stamattina entro a casa a fare i dever di casa là e ascolto che Marinho ha detto che era per vedere, vi telefono qua che ha fatto una riunione in pressa perché ha detto che ti avevi 75. Se ti avevi 75 anni ti tenia qua. Allora no, ha 74. Mi scappo in cui? Poi ha telefonato dopo là di Cassia e mi ha domandato e ha detto no, ha 74. Suliga, 3 mesi, sì. Ele fa 75. Abbiamo un'audienza grande. Credi che qui? Scompartiglie. E domenica che viene? Ecco, domenica che viene che se sarai regali, mi dico. Guarda qua. A camera 8 sei tua, vai una frottola, quei case. Vuoi dire a Vital, scusa che mi sempre conhecesto per linha 30 qua. Noi si andiamo a giocare la bola tu linha 30 e le mie linea 30 come ti parlare prima. È che tutti parliamo. Tutti. Se non veniamo qua non altri. Per sclarecer il problema. Devo adesso sappiamo che le mie... Mario che ha detto il 30 sarà per quel. Sarà 29 allora. Vai allora. Allora guarda qua, Guinea, sai che il vino dell'inverno va bene? Oh, anche guarda però. Qua. Guarda qua, il vino per tutto. A me mi piace. Allora che c'era un che beveva tanto vino, era mia Marigno. No, era un altro. No, era mia Marigno. E allora? Poteva essere Beto, ma in finale siamo fuori. Sì. Cioè, tocca internarlo, beveva vini. Sta mia a parlare internar perché qua che sobraria poco. No, saria tutti. Avanzaria pochi qua Solo le dentro, donne vuoi dire qua sobraria. E occhio là che quella. Non so, se non le fa finta beve, vieni insieme, la internate. Se le fa finta bere, Parlare in beve? Beviti allora. Allora, cioè, internare. Allora, devo andare bene, era il dottore che lo accompagna. Devo quasi curarlo. Quasi curarlo. Va bene. Allora, devo cuidarlo, così ti tocca mettermi lo sconto per vedere, perché ti sai che è il ciucco, beve scondion. Sì. Noi sappiamo che le sì, che ma in finale... Siamo canoanti che loro lì. Cioè, lui che pensato, domani che quella là pa... Da che alta. Mandarlo a casa. Ah, sì, Cioè, vado, che era...
lui era tutto il poron come era Sì, internato. in Lui cantina, vi- in cantina. in cantina. E che ne i pilari come Sì, il concreto. sì, proprio. Cioè vado vede che quell'altro con un garrafone di vino così va nasconde via Dio un palanco. Un pilar di qui là. Un pilare concreto. Cioè andare là. Perché dice, ascolta qua, io voleria quindi darti alta, ma dico, visto che te è un garrafone di mezzo sconto, lì te che mettete Dio il pilar lì. Sì. Dice, come che mi posso aiutarti l'ora? Ecco. Se non te aiuti. Se ti te voleresti aiutarmi, gatto mio era un saccaroglia. Era come il tap, com'è che lei sa Cavatappi. 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 Era un saccaroglia. Cavastropoli. E ti fuori. E mi vuoi contare una storia, Opa. ma sol che non la sé na frotola e neanche una bugia, una è storia. vera che mi varà, mi non so neanche come che va a contare. Io, le mie una frutta e una bugia e neanche una verità. No, è una storia volta- veridica. Veridica. Ma che succedesto a me? Ma rosta che una volta quando un contiene una balotta diceva che vuoi morire se le mia vera. Le mie vere. Ma allora, ascolti avanti qua. Guarda che tanta gente qua che mi vede conto cosa mi è successo a me. Quando che si era c'è e il papà e la mamma gli aveva caro che sentessi i velori, no? Sì, Quando è la morivano. paura, è la paura. Ma tasi manco. E allora mica aveva 6 annetti. E mi poro pare, Demo vero. ha detto, ciao, te vieni insieme. È vero. Il velorio. Il pai mi chiama ciao, il nonno Nei mi chiama nene. Date il velorio. Contomi i nomi, perché sennò guarda, mi viene fin un mestieramento del corpo. Allora ciao, siamo andai. Quando siamo arrivati là, allora mi sono tutto un cantonetto. Non si può neanche guardare il morto da paura che si aveva. Dopo Dopo si stia un tempo che non si dormia di notte. Sì. Ma ascolti ben Sarei cosa io mi è successo a me. Cioè, il papà va là, il palpa sul morto, si fa segnale, Sì. cata gli amici, comincia a circolare. Ho stato un cantonetto, lì non era nessuno, mi sono stato là quieto, che era una banchetta là, sono stato quieto. Passava da ora, passava una ora. E il papà non mi chiama per andare a casa, non mi chiama per andare a casa, non mi chiama per andare a casa, mi ormai... Ti dai sconto come? Mi quieto, mi non parla niente, mica aveva una paura che tremeva come una foglia. guarda, sì. Là una stanza viene un uomo e ha detto, ciao, parla con me. Piano, ciao. Sì, per qua, muda per qua. Sì, Ciao. è meglio per qua. Sì, Ascolta, ciao. Capivi il basso di un pochettino. guarda di far via. pulito, Sì, certo. guarda di voler che bene le persone, ecco. Sì. Guarda di andare a messa, da pregare, di farti a tua famiglia, di venire grande, di studiare. Guarda di voler che bene le persone, di far pulito. E guarda di approfittare bene la vita. Aproveita la vita, ma guarda di approfittare la vita. Mica dita a me, mica dita a me. Ora mica guardare sto uomo, mai visto sto uomo. Là una scianta, te ora di venire via, il papà mi chiappa. Vai là. Mi tiene man come betto così. Tocchi a incostare in man e farsi alla cruz e guardare il morto, ciò. Con la bocca salata, il morto è serio. Allora ciò, il papà mi fa guardare il morto. Tu si crede mia. E l'uomo che le venisse a parlare con me. L'era là. L'era quel morto. Ah, demo. Prima di No, ma mi vedi sui pedocchi a te. Ma signor. Ma mi sono andato a casa. Aspetta che sbaglio. Mi non gopi dormio, credemelo in coscienza, e ho detto papà e mamma, assieme dormire insieme, mi non mi contare il papà perché ha vergogna che aveva, dopo non si aveva la intimità col papà. Una volta Non che ho detto niente al papà, ho detto assieme dormire insieme, demo vecchione, va a dormirti. Sono andato tutto sotto le querte e gopi dormio per 30 anni senza ciaretto, dopo venne sta luce, perché che tempi là era a luce, era i ciaretti, Lampioni, e mi dormite Sperai scuro con paura. scuro, sempre tutte notte, tutte le querte, mi sotto. In Sunia. Sono venuto con 35 anni Sì. per scoprire che il cancro del morto
ele aveva un fratello gemello. 28 anni di vita persi. Pensa quanto Il soffrimento. cancro di quel morto. No, 28 anni di vita persi. Cioè. Josiel, Con paura. devo adesso ascoltare il nonno Capelletto, sì o no? Ah sì, Giovannin Capelletto. Giovannin Capelletto è Gioan Cripa. Sua mamma era Cripa. I primi moratori, no, i primi immigranti che vengono dal Brasile. C'era era famiglia Cripa, Radaeli Sperafico. E Cripa. Ecco, allora dopo parliamo. Ascolta, Gioan Cripa Capelletto, 91 anni quando sta qua da banda qua, maridato a Teresina Paese, lui ha 91 anni, e la ha 89, ha 9 fioi, 12 netti e una bisnetta a Casedrio Rivale. Ecco, proprio così. Josiel, metti su il nonno Gioan. Il primo oratore è Tony Santin e dopo un fratello Luca, Giovanni Santin. Dopo non so mia che altre famiglie, qualche è stato il primo o dopo, perché magari Tumelero, vari. Tumelero, Battistella, che era con Sebastiani, e Sartori, e qualche volta. Pisetta era 4 famiglie che a volte, quel tempo là. La cappella era lì che si è accesa adesso. Qua di sopra era un coso, un salonetto, un galponetto, un salonetto per le feste. Lì era il campanario, alto anche era. Il campanario con 3 campane. So che campane piccinine si sentiva meglio distante. E la comunità pertenceva fino al Carrero quel tempo là. Era la cappella questa. E allora so sentiva quei piccoli che volevano vendere quei piccoli e comprare la grande. Per loro scendere in calore a campana. Il campo è stato fatto dopo che c'era con altri il nostro potrero qua insieme. So che il campo che il tempo era il nostro potrero, quando solo c'era un potrero, un sciato lì. Cosa nel campo era lì. E la cerveglia dell'epoca era una fonte di acqua che non si aveva qua sotto. La gente andava a giocare la bolla e non si era un canecchietto e veniva tutto a futebol e faceva fila per bere l'acqua. Garcia Pinzetta, Domingos Pinzetta, Andrea Pinzetta, Marco Santin, Guido Sartori, Luis Santin. Quando era 10-12 anni, faccio poi dei soldetti per comprare i dolcetti. Mio padre era Guglielmo Capelletto. E aveva una selleria, perché lavorea con curi, faceva selle per uomo, selin perdone, tutti a petresci di carretta di mule, che cosa, scinelle, cinture, tutto quello che era per decoro, meno sapato sociale, quelli feia mia, e stivai, quelli feia mia, il resto feia tutto. Era molto della petresci là, tasselleria, Freio, Cabresto, la carona per mettere la sella sotto la sella del cavallo, tutti i colori là. A parte il ferro compriva le pezze, per esempio da un freio, veniva il freio, solo montarlo il coro dopo, che parte del ferro veniva galleggiante che veniva non so neanche da dove, ma veniva vendendo tutto gli appetiti, quel che manca per l'operato del coro, lui veniva comprare tutto. La mamma era Elvira Cripa. E il nonno era John e Josefina Lamperti, John Cripa e Josefina Lamperti. Il nonno Cappelletto, Pedro e Mimila
Mucilin. Altri che era la casca, che era qualcuno che un tondo che là, antichi là, di lona, là, questi di lona. Se no, quello che era alto, che tempo lì è. Il tempo, che scusasse alti, quando mi avessi 10-12 anni in su, qualche volta, per qualche altro. Camminiamo stesso. Intanto che si vedeva un camion, tutti correvano, guardare un camion. Che era evangelista, che era scrivone, per esempio il certificato di nascimento, feia là, le scritture feia qua, ma negozio di altro era pure. E se il cavallo è un posto hanno che perché tutti quelli che hanno posto nel commercio, eccetera, tutti che hanno posto per mettere i cavalli. Se il cavallo là, se andava. Sei a casa, sei in barchetta il nostro. Bravo! Capelletto ha 91 anni. Il mega contavital, sopra il campanile delle campane, com'è che è questa storia lì? Era la cappella delle 3 campane. Ma come che la do del Carrero, come che Giovanni ha parlato, era distante i campanelli, ascoltai a mia la do. Loro ha risolto di comprare una campana grande. Allora era in ta direttoria un tal di Giacomo, dopo non so se è passato Giacomì, ma era Giacometto, era pedito Metto Finco. Era un colono, ma il monte a Moinho, il monte a Serraria, e mio nonno anche lui da direttoria, lui era taipero. E andati toda la campana a Garibaldi. E saíste qua para do Lajado e finalmente sta campana che è qua un coi. Di avion? No, di avion. Col cavallo del nonno e a mula di Metto Finco. E là per la volta il cavallo del nonno che ha tomato la panza. Che ha toccato darghe do birra. Al cavallo? E il cavallo. E il pifracolo che ha mula. Domani mattina mi tocca comprare un altro cavallo per andare a casa. E gameio ora il cavallo. Gameio ora? E gameio ora il cavallo. Se no compri a strada. A conto che a comprarla per gaviami un pennello di sterpe. Sì. Guarda che bella storia, vero? È una bella campana, lei in Do maior. A nota musicale della campana del 30 è Do maior. Ah, va? Ma no che neanche che tanto lì. Logico. Ma mica mai sentito. O camera è vero, eh? Tutte campane a nota. A nota? Musicale. Ti sapei? Ma dove che ti sapei? Se te lo sapete perché avresti detto. Ma dopo, il giorno dell'inaugurazione, perché ha fatto un campanario come la Capelletto, ben alto. E allora era la madrigna. Pian pian, che? Ha fatto un campanario ben alto per toccare a dare una benedizione da campana. Sì. E che era la madrigna. La madrigna? È la madrigna da campana. campana. E che il tempo là, anche donne dopo niente sono andate in prestito per la sicurezza. Per mettere sotto il cotole. E allora il padre... Com'è che ti sai che il tanto lì? Ma la mia nonna era che insieme. Ah, buon. Sorte della nonna. Sorte della nonna. Ecco, e allora che il giorno che era benzo. A benedizione. A benedizione. Il padre ha una visione prima sugli uomini adesso. Ha dato la benzo, adesso dove le donne avanti. Perché se vede tutto Porto Alegre. 100 anni sto anno. A campana a nota insieme a data 1923. Potete guardare chi sta là, che dico perché guardare. 100 anni. Si merita un scioccaman. Grazie. Spettacolo vitale. Grazie. Un pozo di sapienza. Qua sì, sì, sì. Chiama Vital, si vecchio ormai, eh? Quasi. Che? Ancora ti fai anni? Ma mi tasè perché le unde P. Bella fatica. Stia quieto mi. La storia degli anni di un DP, un manco, è a controversias. Sicuramente che è un anno a manco da vivere.
ma so che tocca celebrare e commemorare, perché si è perso tanta gente giovane, che cada anno c'è una vittoria. È da maniera che tu quiser enxergar. Se tu quer enxergar negativamente che è un anno a meno, fica a teu critério. Ma io acho che... Dico penso Dopo che tanti, cantiamo i parabéns, allora dico dopo penso tanti da mia idade, Beck. Ah sì? Tanti. Te che quanti anni? Mi sono da classe, per me domandare gli anni che unga, dica la data di nascimento. Scusa, che fai aspetta, due conto sei tu per di che classe? 53. 53, così che vecchio. Forse... nunca dire gli anni, che fai due conto per poi sbagliare. Sì, infatti che si casa, c'ha per calcolatore e scannetta, papel e conte valti. Ti fai lui a conto. Ma te sei tante robe, vero? Te che, tutto quel che te sei che ascoltavi i più vecchi. Sempre. Mi ho sempre dato valore ai cari, mi non gioco le carte, a musica e a storia. Bisogna, Vital, bisogneria che il gravasse o che se filmesse, qualcuno che filmesse, per raccontare tutte le storie che lui sa. Opa! Come che abbiamo fatto? Ah sì, ma allora lo fermo, che abbiamo tempo. 100 anni, i prossimi 100 anni. Ma che incontro un'altra dopo? Dopo? Sì. Maraviglia, così. Cose importantissime, cultura. È tanto importante per il nostro programma. Noi a colpi scherziamo, contiamo frotto, le ridemo come suonatori, ma anche se parte importante a parte culturale. O Festi Pizza vem aí, 7, 8, 14 e 15 di giugno a Serafina Correa. Che spettacolo, eh? Hai visto questi giorni qua? La più grande pizza del Brasile, proprio così. Il giorno 21 abbiamo Cantigio, 28 e 29 Cantoria Italiana, 28 è a fase eliminatoria, qui che si classifica 3 da categoria folclorica e 3 da categoria contemporanea al sabato sera. Primo posto guadagna 15.000 conti, secondo posto 2.000 e terzo posto 1.000 e avremo le due tose a Tairini e a Tainá e a famiglia Azzolini al sabato sera del giorno 29 che si presenta che abbiamo un accidente là e ha perso il motorista, nostri sentimenti a e famiglia. canta bene Amara. Canta bene, benissimo. Allora che si recuperi e che se cose che non è come dire niente, vero? È un poco complicato, ma tirare avanti e portarsi avanti. Giusto? Va bene? Sì, va bene. Va bene. Beh, noi siamo stati qua al museo e abbiamo fatto mie Vital, che abbiamo passato dentro il museo e mi non so se noi siamo buoni di mettere su, guarda, José, te puoi mettere su, che abbiamo Angelo Pinzetta, che va a parlare solo a Gaúcho e Gauchinho, che se dischi lì dentro, vero? Sì. Allora metti su questa storia bellissima di Gaúcho e Gauchinho, José, vanti di mettere su, ecco, e dopo ti metti su sopra il museo intanto che lui parla, perché è importante, e dentro del museo anche che sei dischi di questi due Pinzetta che fa parte di una storia bellissima, che saía di qua e andava fino a Guaporé, e poi asa che Angelo conta, metti su là, José, vai! Il cantare le cosite, prima che cominciai a cantare, Amelio e Avelino, come so, e mi era molto giovane ainda, né? Giovanetto. Ali depois eu chiappai il violone e devagarinho, ninguém ensinou. Falo a verdade, non fui a scuola di toccare violone, coisa nenhuma. Começamos devagarinho e ali então Melio, ele chega a mudar de mudança de casa, andar estar fora. Ele e a mulher dele, estar fora. Aí, allora che nós cominciamo a Avelino. Allora sì, tutte sere, dopo cena, sul scalone, cima, in tesoro là del quarto, col violone. Come siamo? E até non sei, eu acho que foi da cabeça do Avelino que ha detto, mandemo l'água a Poré, demo lá. Ali então, mas nós cantava, sempre, todas as noites. E ali então, ele foi para Guaporé, acertou 30 minutos per suonare e cantare, là in Guaporé. So che si creò un problema, sabe che tutto gira intorno di soldi. Il programma copria tanto a meia ora, era meia ora, né? Noi tinha che pagare, tocca pagare, puxar fuori i soldi e pagare. Ma então, lá pela estante, nós começamos a pegar os patrocinadores, a quem pagava. Só que o patrocinador arrivava a mia a pagar la conta. Arrivava a mia,
tinha que tirar fora da escarcela para cantar. Tinha que, resumindo a história, pagar para cantar. Não era cantar e receber, pagar para cantar. Se chapia a linha, se fazia 6, 7 quilômetros de a pé, chapia a linha, de Passo Fundo a Guaporé, chapia a linha. Se arrivava lá porque em começo do programa, era alla domenica, dalle 11 alle 11:30. Dopo l'ora muda, no sabato, da 1 alla 1:30 del sabato. Né? Ma solo che no, dura tanti anni, perché durò 2 anni. Durò 2 anni, 63 e 64, 1963, 1964. Perché a gente emendava dinheiro, soldi, tinha que pagar. E inclusive il direttore era padre Mario Bianchi, fratello di Piero Bianchi con la casca, padre Mario Bianchi. Era ele que controlava la radio, né? Só que nós entregamos. Não dava pagar para cantar da minha ciò. Não dá. E ali foi 2 anni e dopo allora inserimo, íamos fechar. Não deu porque era tudo na base do dinheiro. Entendeu? Me e il padre Avelino, che ora faleceu, né? Non expliquei direito. A nossa dupla era gaúcho e gauchinho. O gauchinho é menor, né? O gaúcho era maior. E nós ia cantar na rádio Aurora de Guaporé. No nosso programa, nós tínhamos nossas músicas, né? E o pessoal que estava ouvindo, depois então mandava as cartas, né? Pedindo tal música, outra música, e enchia de carta, era bastante carta. Nós acumulávamos um belo pacote lá na rádio, quando trazia para casa, depois nós ia lá, e qualquer coisa que precisava no domingo seguinte, então a gente falava, né? Correspondência, né? Das cartas. E tinha tal, o Alberto Pinzetta era um guri novo. Ele vinha lá em casa e ele ia mexer na correspondência do gaúcho e gauchinho. Era um pacotão, né? Quer dizer, imagina, naquela época era só correspondência. Não tinha outra maneira, né? Não tinha o celular. Agora seria diferente, né? Era na base da carta. Qualquer coisa que tinha que repetir ou cantar, assim, era sempre na semana seguinte. Era tudo guardado num cantinho e depois a gente dava uma olhadinha, qualquer coisa a gente respondia uma semana depois. A condução era o seguinte, nós ia de ônibus para Guaporé e nós voltava de ônibus. Muitas vezes a gente descia ali em Evangelista e ia para casa da pé. Outras vezes eu vinha até no Parobé, que era estrada velha, estrada de chão, no Parobé, mas era sempre aqueles 7 quilômetros. 7 quilômetros para ir para casa. Isso é por causa da juventude. Sabe o que é? Juventude. A juventude faz milagre. Então faz. Ecco! Tosio è una storia bellissima. Sì. Ecco, quanti anni Gallo? 80? 81, 82. Ecco, Una allora, roba così. un saluto a Angelo, ai suoi figli, a sua donna, a tutta la sua famiglia, mi è vero? È vero. Che belle storie. Ascolta bene, dobbiamo osservare, andava a radio, feia chilometri a piedi, c'aveva la linea, guastava a linea e ancora pagava per la radio finché arriva un punto che quei patrocinatori... Passami immagine per Euclide e Valdir che loro partecipano del suo programma. E lo vera? Contami un pochettino, com'è che sei stato? Microfone. Mi ha fatto il convite, semplicemente abbiamo partecipato, Batti accompagniamo. Che dai di auto? Che Se mandai com a Amelio, che stava là dove, sono i radini là con Jeep. Se mandai se lui vai cara con culate rosse perché te dico che era mia senti, le sto sentai insieme al Baralama. E strade de show. Se sei andato a Guaporé che strada che Sì! monti e strade brutte. Mio nonno è andato a fare aposentadoria col Valdino Scalco, a prima aposentadoria a Guaporé, che era mia Banco del Brasile a Serafina. Vero. E allora vatti si andai là a partecipare del programma di radio là, è vero? Convite deles. Perché noi abbiamo suonato baile con Avelino e Angelo, che mi accompagnava con i violoni, abbiamo suonato tanti baili. Ah, allora era violão. Violão. E toccava muito bem o violão. Allora era moda sertaneja, era isso? Sim, fazia qualquer nota. Eles eram muito inteligentes. E impararam a sonar para
Solo Por ouvido, Chi due qua, come chi não? due qua e chi due là. Come vatti? Autodidatta. Sì, Se sì. la virar per conto e Per risco. conto e risco. É isso aí. Una volta c'era così, non che c'era i corsi, è vero? É sempre trajai de gaúcho, É só o Instituto Ah, Universal era Brasileiro. Olha importante. Loris era Nunca gaúcho, io gauchinho, se apresentasse moda em de viola bombacha. com traje de gaúcho. Traje é gaúcho. Sim, senhor. Com uma bombacha toda cheia de botão no lado, assim, branquinho, a bombacha meio azulzinho. Ficava tão bonito, né? Bota Tonico fora e de Tinoco. gaita. Aí sonei a Ah, quê? eles faziam muitas músicas de Tonico e Tinoco. Sim, lembra de alguma ou não? Mas, senhor... Mas, senhora, Sim. que música é essa aí, Valdir? Facundo de Penacho. Amei, 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 nunca mais eu vou amar, porque chorei. Quem eu amei só me fez chorar. Ah, não, só me faz penar. Aê! Ai, só, quem sabe faz ao vivo aqui, Ah, que claro, espetáculo, faz. que maravilha, que live essa sera, É, próprio. Naquela época lá, Ah. só tinha professor de música só Caxias do Sul. Só em Caxias do Sul. E Bertucci, lá em Pará, um italiano, o Caff, faz pouco tempo que ele é morto, o professor Caff, ele aprendeu dele. O Adriano foi o primeiro aluno do professor Caff. Então não tinha aonde andar em Pará. Sim, porque Era de ouvido mesmo. era, se era dificultar na Araguaporé, imagina na Aracaxia. É. Na nossa época não tinha nem rádio. Como é que faziam para ouvir eles que estavam na Rádio Aurora de Se Guaporé? recorda tu de Guerino Malfação, Guerino Orbo? Sim. Me dê a cavalo su di Cantelli per ascoltar lui, per imparare qualcosa. Mi non tirei via gli occhi di lui suonando in cima al palco di Guerino. Guerino Aí foi- Orbo. E dopo che c'era il falecido Bonifácio Lovera, che era tuo parente, era Sì, maridato con la Marosti. lui mi fea il ritmo con la bocca perché lui piaceva ballare. E fea la valsa, e mi lotti bassi. Aê! Mas vê na escola, Galera, parece artista, pronto. não tente fazer isso em casa. Nosso programa vai passar das 9 horas. Isso não é um problema, né? Abbiamo sonate, abbiamo tante robe qua ancora che sappiamo neanche dove trarsi. Ma mi vorrei ringraziare. Ringrazia, Sì. per l'amore di Dio, anche che finimos il primo- nostro filò. Allora chi ti Primo, al Poder Público Municipal de Casca, Opa. che è a persona del nostro prefeito, il sindaco Ari Calvila, Ecco. al segretario di turismo Rudinei, ringraziare per tutto quel che quiser fare per noi altri qua e tutti a comunità. Anche a tutte le famiglie qua del Trenta che aiutano di tutto, non solo la live, o quiser qua, quindi anche principalmente non mi emozionare, ma sobe di sera, un giorno freddo e di piova, e se venisti qua per gravare, ensaiare la stella. e cantarla. E Gigetto che il soramanico nostro, che mi si lì è Gigetto, allora ringraziarli a tutti quelli che vi parlato prima, perché mi è facile venire fuori di casa con e dopo quegli anni che ha bruttini neanche a parlarlo. Sì, e dopo E Bulgaria. tutto, quando che ti fai qualcosa che ti guadagni ti motiva. Sì. Ma quando che te ma per quello. e quando che te fai che non I guadagni gasta neanche un gasolina fiorino, e vieni che fin vuol, qua. che Gente vuol sì. volontà, disposizione, motivazione, allora ringraziavi a altri, vero? Per tutto quanto quel che si deve ringraziare fare. la Camera, perché Camera viene sempre e lei mi viene perché lei era malciapata e salute un pochettino. Ma cacciapa un grippon. Cacciapa un grippon là al Marao. Ma lei viene ancora. Ancora è qua, è bello. Lo voglio ringraziare. Bello, rosso, sangue. Tondo. Tondo. Dopo beviamo un vino insieme. Ringraziare anche a Sergio Marcelo Pinzetta, nostro cugino, che e sua famiglia è tranquillo, perché Sergio mi ha detto, guarda Beto, se ti hai bisogno della casa dei migranti, puoi operarla dove che ti vuoi. Opa. Allora Sergio, il canino, le devo guardare, mille grazie per tutto cosa che ti hai fatto per noi, sempre fin qui te farei anche di qua avanti. Stammi a pensare che sia la ultima. A Luis Carlo un saluto. Suo fratello Luis Carlo anche. Sì. A tutte le persone che hanno lavorato per via dei misteri del frate Salvador. Opa. Tutte le famiglie, Mari, Vital, José. José è il nostro presidente adesso dell'associazione che abbiamo fondato qua al 30. Ringraziarli tutti
pela storia, a Dani, a Padre Álvaro, a Dani, se fermate a mencionar, gente che ha lavorato per fare e gaver qua sempre. Manco adesso che abbiamo qua scritto, o no, até a live, e podemos vedere qua a ora che volemo casa, solo Sì, sì, a live resta in telerede sociale Edgar Marossica, tanto tel Facebook come tel YouTube, va bene? Voglio ringraziare anche chi si è guardarmi, sì. I parenti nostri Pinzetta de Argentina. E da Italia, e da Italia. Y ustedes, argentinos, ustedes, hermanos, Mariano, saludos a todos ustedes. Somos mucha gente. Te he dicho ayer que tenemos un apellido muy fuerte acá. O que están mirando ustedes, esos que nos somos acá, ustedes que ya llegaron hasta aquí. Sentimos mucha emoción, mucho gusto cuando vengan nos visitar. Ai nostri parenti lá de Mantova, Mantovani? Adesso là è 5 ore avanti. Sì, ciao. Loro va a vedere il programma solo domani. Peppino, Matteo, Luca, Luciana, Agostino, i fratelli, i sorelle, tutti. Un gran strucconasso a Valtri, sempre il nostro cuore. Quando viniste qua sei sempre stato benvenisti e quando andiamo là anche a E allora ringraziare, mille grazie a Valtri tutti e grazie a Valtri acá, a Celso, que ele é lá de cozinhar, Moreno, a Eugênio, que gaverto misteri qua a Portalenha, Eliseu, afinal de contas, os comissários nas tristes de nome. Finimo qui. Infatti, ma abbiamo anche altre live per ringraziare i nostri patrocinatori, tutti. Anche quelli qua, tutti che aiutano. Sì. Ma anche ringraziare Marinho, Brutin, Brutin. Che mi ha finito tutto il vino. Marinho e Brutin, che ha finito il vino. E a cachaça. E anche a te, Marasca, mille grazie. Grazie. E portiamo avanti l'italiano, che è il nostro dever principale. Lauremo. E qui che parla, questa mia cosa è il lavoro che dà un lavoro di fare una live. Guarda Josiel, quanti equipamenti che ha montato. Josiel, no, allora si parla sempre di Josiel. E 4 mesi che le fa. E Sadinelli anche che ringraziali, quanti si speciali. E il lavoro che aveva altri di fare live, ti sai che mi delle volte va là, sì. Qui che cosina il più piccolo di tutto, quello che fa il mangiare, il pareggio. Perché organizzare che misteri qua e farli tutti. E settimana che viene l'altro, e ti che ha radio, ti che ha altri lavori, è mia faccia. Ma portiamo avanti l'italiano, se no è mia faccia. Proprio vero. Grazie Berto, grazie a te. Vital. Mi volevo qui che parla John, dire qui che sta i primi moratori che le famiglie Guinea piccola. E allora qui che Dio ascolta là di distante, mi dico famiglie, talvez in assoluto qualche duna, ma... Vai bene. Lazzari, Sartori, San Andrea, Alberti, Cavalli, Piran, Salvati, Chiossi, Balbinot e Zancanaro. Erano famiglia, os primeiros que i primi che abitano. E adesso Guinea piccola famiglia là. Certo. E un abbraccio a Ilia Pinzetta lá em São Paulo também, che deve estar ouvindo. Esatto, dice velho. Ma abbiamo ancora qua pian. Ascolti bene adesso cosa che valti di ascoltare. È importante, descomincia fino ai nostri live, il nostro filò. Giovanna Mesomo. Sì. Giovanna Mesomo, figlia di Margarida Bassani e di Francesco Mesomo. Francesco si è venuto dall'Italia con 5 anni lì in volta. E la è viuva di Abramo Meneguzzi. Abramo Meneguzzi. La abbiamo 8 figli, la che ne ha perso un se non mi sbaglio, sì. Vero? Mi ho studiato con Bernardo, che si è salito e tanti figli lì, che altro che si deve stare lì da rente? Non mi chiedo. Berto. Bon, infatti, 12 netti, 2 bisnetti, e la è la unica figlia di Francesco, viva di 14 fratelli. Quanto importante, quanto bello parlare di queste cose qua. Ha fatto 94 anni il giorno 29 di maggio che ha passato, però è stata registrata il giorno 24 di giugno adesso che viene, perché andava a cavallo registrare i fiori a Guaporé. I sei di qua andava a Guaporé a registrare, che era la comarca là. Perché era distante andare a cavallo. Allora, mi pare anche che aveva 2 età, mi pare. Una quando lei nascesse, una quando andava a registrare. E che tanta gente così. Che ha passato un'epoca tanto forte di secca,
dell'incente della piena. In 1940 che sta lì, 41, una grande incente. le cavalette, anche le cavalette, i gaffagnutti, dice che le piante spaccheano i rami, di tante qua a casca che n'era prete che ha maledie, sì o no? O benedie, non so come, ecco, perché i preti, le persone andavano a chiesa, a messa, a pregare perché andasse via queste cavalette, ecco, bon, ascolta bene, due dei sofradei della Giovanna, sono andati alla seconda guerra mondiale, sol che era maridai belche, ma gli ha dato due nomi e dopo gli stai chiamai quando era becche maridai e quando si chiama maridai è andati di star fuori e quando chi ha chiamai che gli ha toccato andare, le donne, le bestie, tutto quello che aveva toccato su, tutto di dove era di stare e portarla a casa di Abramo. Mi ha contato tutto questo è Diego, suo nipote. E quando si andai alla guerra, che si arrivai a Rio de Janeiro, gli stati come lì aspettando che li chiamesse Carte a nave per andare alla guerra e gas ha visto la notizia che a guerra si è finito. Guarda so. E si tornai a casa. E suo nonno De Beto, il cara che aveva la loja 12.000 vacche, che pagava una lata di polvere e suo nonno De Beto è nato, che non mi penso più, e gamora tutti i mortelli insieme al monte. Di allegria. Di allegria che finiva la guerra. I morteri che avevo mostrato una lata di polvere. Di polvere. Araticcio. Bon, e dentro del museo qua José ha fatto il filmaio e mi e Vital avevamo mostrato cosa che ne è. Quel tanto lì, quasi quanti minuti? 20. Quasi 20 minuti mostrare il museo. Allora questa parte noi la siamo del Face mio e dopo siamo per altri ma mostrare come che è il museo qua del 30. È cosa che garento con spiegazioni di tutti i misteri che sì, e ringraziamo a tutte le persone che hanno donato. La parola giusta è donare. Capito? Donare gli utensili, tutti, le macchine per fare il museo. È fortissimo il vostro museo, Il museo, in italiano è museo. Museo? Ecco. In italiano dice il museo. Il museo, ecco. Beh, ascolta bene, allora che abbiamo tutto questo relato qua, sta Diego, il nipote, Diego, un strucconasso a te, è il nipote della nonna Giovanna Mesomo Meneguzzi. Ma siamo stati là. La nonna, la Galle Destro, la Galle 94, la Galle Destro, metti sulla nonna una sciantina lì. Vedete. Sì, che sono andata. San Valentin ancora che a volta, era professore là che veniva, no, anche se era da 14, no. Là di San Valentin sono sempre andata a scuola, finché potevo a piedi magari. Non si sapeva mia carone nada, no. Io tengo una storia também da bandiera brasileira, che in Formosa che è la bandiera brasileira, vera linda scura, verde, amarelo, azul e branco, ela è un ritratto del nostro querido Brasil. O Frei Salvador, neste testemunho, é o Frei Salvador testemunho, né? Com grande amor, querido. Flores e cunha, nosso amor. Com muito falar em santidade, mas lição. Sobre a santidade de mais do grau. Em meu espírito não li num livro, nem ouvi na boca do mestre do novicio e da algum pregador. Ah, não, de lavorarmi i colori, mi piaceva, a Cleusa picchia mi dite andare. Loro mi ne do il trattore, il carrozzone, e anche se tre noce, io sempre lavorarmi. Tre noce per il dia, dopo mi a casa a scaricare. E tocca atropellarsi, sempre lavorare. Oh, buon. E anche sono stata contenta di lavorare. Tinha famiglia grande.
un baso alla nonna Giovanna. A Celito? Un baso a Celito? No, a me non mando un baso a Celito. Alla nonna che mando 2 piuttosto. No, Celito. Nossa, Beto. Viu, Beto, il baso. No, bate che baso che tira la nonna. A nonna. Baso a nonna. A nonna 90 passa anni, che storia bella. Ela un momento lá, ha detto, nonna, che voglio studiare. Mi piaceva di studiare, l'ha detto, mi piaceva di studiare, sol che mi ha tempo, perché tocca aiutare casa. E dopo l'ha detto, e casa mi tocca andare di driù del trattore a cattare sui panocce. Che rida, allora ella l'ha mistura sul tempo di... Ma il trattore? No, ha fatto una mescolanza entre, era piccinina di studiare, di lavorare, ma di cattare su panocce di driù del trattore. Allora ella fatto una mescolanza. Perché piccinina mi vorrebbe essere come voi, nonna. Tutta attrappaiata su, ma vera età che 94 viva, anni. sana, con salute. Sì o no? È vero. Sì, vengo. È Cioè, vero. ma piano, che Celito che ha contato una barzelletta bellissima. Sì. Questa barzelletta qua che mandiamo alla confraria no, a confraria da turma là dei frati, qual é o nome que avevamo? Valmor Chagas. Essa piada aqui, essa brincadeira vai para vocês. Mette su là, vai. Una volta, sai, i segni, nonna, i segni. Sai, segnate qua, Ah, sì, sì, sono mandati. Che era, che era amoroso di 2 fulani. Ma conhece Eraclide? Ponzoni, da amoroso di 2 fulani, che era su a Terra Rossa, era un mutilin. E che ti do 5 conti che ti vai do, che era una vendedora dei fulani, no, Lovera. Do 5 conti vai do e ciapa e benzina per i cobreri. No, pensa 15 di. E allora? È stato meglio? Sì, no, di 5 conti. Oh, i 5 conti sono stato bene cacciassami. O che valeu? Cosa che a fede? Cacciapai 5 conti? Invece di andare a benedire, segnare, come visto cacciassa, magari guarire stesso. Che vale a fede. Che è la fede? Fede straporta molti. Sì o no? Oh, piano. Anche a Vital ha una storia di quando che fa sua chiesa. A minha mamma contou que ele não vinha da chiesa e minha mãe ia acertar-se lá sobre que cor pintar a chiesa. Ma che era tinta che a tempo là, sì? Che era tinta. Ma mi sapeva che motivo per acertar-se. E se insieme com Amélio. Oh, Amélio, tá lá no Maranhão, tia Cláudio, um abraço. Amélio me vai contar que é minha bom de acertar-se. Minha bom dar em tese. A pintura. Color. Só a pintura. Uma na cor, e vai dia, vai 2, vai 3. Dite o seguinte, na reunião lá. Bom, se me bom de acertar-ve, dê lá cada com o vostro canequeto e pinte o vostro toqueto. Aê! Massuchin. Veniu la barufa. Chegava a tutti. Porcaria. Va bene. Amico, idea che è due, perché qui in casa i vol 2 suonate. Sì. Vi vuoi ringraziare a Vital, grazie Vital, che si venisse tutte queste informazioni. Grazie Beto. Beto mi ha sempre aiutato desde il comincio, desde la idea, ecco, è sempre con noi. Grazie ai 2 suonatori, grazie a Marinho. Grazie a te. Io aiutavo se fosse mia Brutin chiamarmi e di Beto, aiutami. Mi ti aiutaria me. Ah, va? Brutinho. Dá poder. Adesso le dico cominciare a pensare. 6:30 da mattina e mi ha chiamato e ha detto Beto, aiutami perché se sei solo Marosca è mia buona di far tutto. Ora aiutami che altri 2 si fino adesso te gastrassina. E adesso le devo puxare il nome del film, Brutin o Grande. Diciamo velho. E o Beto vai ao fim.
Ringraziare a nonna Giovanna Meneguzzi, Mesomo Meneguzzi, Selito Sofiol, al nonno Capelletto. Ringraziamo chi? Ai cantanti della Stella, che sono qua diversi, vero? Che ha fatto pulito. Ringraziamo il nonno, no, le mie nonno e ancora. Angelo Pinzetta. No. Le mie ciao nonne. Marco, tu si muovi fuori. Volemo dire che tanta materia è stata fuori, di Angelo principalmente, è importante, capito? Ecco, che non dà per mettere su, ma che abbiamo registrato e passiamo a altri, a famiglia, e mettiamo su tutte le nostre reti sociali. Ringraziamo a Valmor da Chagas e a Confraria, vero? Ecco, Alex Eberle, là di Flores da Cunha, il prefetto Ari, qua di Casca, a Beto e Vitalgo ringraziare, comunità a Valti qua di Sant'Antonio, a tutti i Valti che si mettesti fuori qua, i nostri patrocinatori, i ringraziamo domenica che viene, se Dio vuole, ai Fradei Adinello anche e a tutti i Valti che si venesti qua al vivo. Va bene? Una importante allora? Importante. Vediamo. Come noi abbiamo fatto qua, bisogna averne fatto un 10-15 anni in Rio. Se c'è più gente per parlare della storia vecchia, e allora tutti che si Dio vedemi adesso, dove che sei comunità come nostra, così, fai una riunione, fai a live o qualche d'un per intervistare gente, perché resta gravato. Resta come la nostra qua. Registrare per sempre. Per sempre. O altri adesso che siamo più giovani, che hanno storiette qua, o altri che si io qua, vedemi, sempre che è qualche storia. E adesso questa qua, almeno questa si è gravata. Sì. Ai Sardinei si vede di tanto, ma va distante chi va distante. Sì. Ma le persone, i vecchietti delle comunità, sempre procurare vedere il registro su o di voce o al vivo così come altri. È importantissimo. Ecco. Va bene, giorno 2 e 9 di giugno, dobbiamo fare live a San Domingos, 2 live, 6 di agosto a Vanini. Opa, sì, ciao Vanini. Vieni, chi che va a presentare la live? Mettiamo Brutti a presentare la live. E Beto il parla, tocca parlare dentro, insieme alla spago che sei. Che io fuori la punk. Vi ringrazio qua a Dirnet, a Migi Plus, a Gado Isò Postos Artesianos, Salumeria Tebaldi, ringraziamo a Pian Alimentos, Miriam Alimentos, ringraziamo anche a quei de Guaporé, che è la Aquafest, a Cooperlate anche, Vodka Raisca, abastecedora Casquense Posto do Décio, Solar Power Energia Solar, a Vital Mag Aparelhos Terapêuticos, di Máquinas e Algor de Nova Prata, e ringraziamo a Viveiro Somacal de Farroupilha e a Viveiro Pitol de Antagorda che fa le mude de Nogare, guida che abbiamo smentegato nessuno. I nostri patrocinatori, che è la prefeitura col governo municipal de Casca apoiando a cultura, Museu Luigi Pinzetta, Ponto de Cultura e Turismo, IPEL Mesas Extensíveis, che è qua del 30, questa impresa, vero? Che è qua, www.ipelmesas.com.br, Supremo Empreendimento e Loteamento com tutta quanta infrastruttura de Casca e Região, a Mecal Mais, i patrocinatori vitalici, come anche a Sisamo Empreendimentos, che è de Nova Bassano, 3273-1432. Credo che smentegate nessuno. Finimo, José, grazie a ti, grazie a tutti quanti, un struconazo! Vai! Casei com a mulher que amo e a sogra foi morar junto. A minha vida mudou, preste atenção no assunto. Minha sogra é idosa, meio esquecida da ideia. A minha esposa trabalha, jogando da plateia. Eu sou sábado e domingo, saio a cantar na plateia. Agora a semana inteira como e durmo e cuido a véia. Eu adoro cuidar a véia, sou enfermeiro de fé. Não pensei que cuidar a véia fosse tão bom como é. Minha
Minha mulher é prendada e faz de tudo na cozinha. Antes de ir pro trabalho, deixa a comida prontinha. Quase sempre eu levo a véia para passear na pracinha. E só voltamos pra casa quando é bem de tardezinha. A rua que a gente mora é bem movimentadinha. Quando fecha a sinaleira, eu atravesso a veinha. Eu adoro ir a véia, sou enfermeiro de fé. Não pensei que cuida, véia, você é tão bom como é. A velhice quando avança, nós maltrata e nos judia. Feliz daquele que tem uma velhice tardia. A tia da minha esposa vem sofrendo de anemia. Cita o meu atalho, eu chegar por este dia. Vou fazer da nossa casa uma mini enfermaria. Já que cuido da mãe dela, cuido também da sua tia. Eu adoro cuidar, velho, sou enfermeiro de fé. Não pensei que cuida, véia, fosse tão bom como eu.